Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi in questo sabato avremo ospiti in studio, prima Michela Novell di Adesso Trieste, poi Angelo D'Adamo di Federconsumatori, quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti oppure fare le vostre segnalazioni, in particolare con Angelo D'Adamo parleremo anche della fine del mercato tutelato e quindi l'avvio del mercato libero per quanto riguarda la luce. Potrete farlo scrivendoci una mail oppure telefonandoci qui in diretta, come facciamo sempre nelle nostre trasmissioni. Allora, cominciamo subito la nostra rassegna stampa dalle previsioni del tempo. Andiamo sul sito dell'Osmeralpa regionale per vedere qual è la situazione generale in questo fine settimana. L'anticiclone subtropicale si espanderà sul Mediterraneo portando tempo progressivamente più caldo e afoso sulla regione. Da lunedì un nuovo fronte atlantico transiterà sul nord Italia. Quindi vediamo sabato 29 giugno, quest'oggi su pianura e costa, cielo in prevalenza sereno, in montagna cielo variabile con maggiore nuvolosità dal pomeriggio, caldo afoso in pianura di giorno, venti a regime di brezza. Domani, domenica 30 giugno, previsione incerta, durante la notte non si esclude qualche rovescio sulle zone occidentali, in giornata su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso, sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili locali rovesci e temporali pomeridiani, caldo afoso in pianura di giorno, vento a regime di brezza con vento sostenuto da sud nel pomeriggio sulla costa. Ancora uno sguardo alla giornata invece di lunedì 1 luglio, lo vediamo con un nuovo cambiamento di fronte, tempo instabile con cielo in genere nuvoloso coperto, probabili rovesci e temporali diffusi con piogge da abbondanti e intense, temperature in diminuzione. Questo è il quadro meteo per i prossimi giorni e per questo fine settimana in modo particolare per l'inizio della prossima. Allora andiamo a vedere i quotidiani in edicola quest'oggi. Vediamo oggi sabato 29 giugno, questo è il Piccolo, edizione di Trieste, poi vedremo anche quella di Gorizia Monfalcone. In primo piano c'è il patto del G7, più scuola più lavoro. Si conclude oggi il vertice dei ministri dell'istruzione a Trieste, il caso Ucraina. Andremo a vedere anche questa è una foto emblematica insomma, di quello che è accaduto ieri qui a Trieste. Poi ancora il costruttore Holler trova l'accordo col comune, si sblocca l'hotel austriaco, via il restauro dell'ex palazzo dell'ex ferrovie. La piscina verrà ricavata nell'edificio e non sul tetto, quindi si è trovato un accordo per questo palazzo di Piazza Vittorio Veneto. Il rilancio del Mandracchio, qui siamo invece a Muggia, poi ancora Farinetti media su Prosecar, lasciate liberi i viticoltori, e ancora i librai e i turisti, oltre alla massa una parte cerca storia e cultura. Poi ancora vediamo sempre sul Piccolo, si dà conto oggi alle 18 europei Italia-Svizzera, Spalletti non va lasciato solo, e poi per il tennis il presidente Binaghi, dietro Sinner altri talenti. La nuova Europa, la partita delle nomine, commissario UE per l'Italia, ora la strada è tutta in salita. Ancora il reportage, domani elezioni politiche, vigilia rovente per Macron, siamo in Francia al bivio della storia, e questo è il titolo del reportage del Piccolo. Il commento, Biden e la crisi della selezione dei leader, il commento di Massimiliano Panarari sul Piccolo, ma questa notizia la troveremo un po' su tutti i quotidiani in edicola oggi. Allora andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani, alle prime pagine. Qui siamo sul Corriere della Sera. Biden vacilla, l'ombra del ritiro, male nel duello TV con Trump, dubbi tra i democratici, va fermato, ma lui rilancia, so come vincere. Il presidente è apparso incerto con la voce roca, la stoccata del rivale, un candidato può essere rimpiazzato, deboli e divisi tra clan, così manca l'alternativa dentro il partito del leader statunitense. Poi ancora gli ispettori per le cronache nazionali,
nazionali, la scena muta alla maturità, ora le verifiche sui commissari, gli ispettori a Venezia, il caso appunto. Poi ancora Giulia, le foto prima del delitto nel cellulare di Turetta, di Filippo Turetta. Nomine UE, il piano Meloni, spaccatura Salvini, Tajani, dopo il Consiglio la difficile partita di von der Leyen. Questi alcuni dei titoli appunto sul Corriere della Sera. Poi vediamo ancora altri giornali, possiamo vedere la Repubblica, eccola qui, anche qui il duello TV e il fatto di questa figura insomma non particolarmente brillante di Biden. Biden va al tappeto ma non molla. Intendo vincere le elezioni, all'indomani del crollo in TV contro Trump il presidente USA rilancia la sua candidatura, panico, sconfitta tra i Dem, alleati e donatori invocano un passo indietro, si spera nella moglie Jill per convincerlo. A Bruxelles Ursula von der Leyen tratta per neutralizzare i franchi tiratori. Poi ancora per la politica, Meloni contro fanpage, chiama in causa il Colle, Schlein attacco alla libertà di stampa, il grande freddo sulla Premier, il commento di Massimo Giannini. Ancora l'appello, caro Gio, ritirati e salva l'America, Newsom contano i risultati non l'età, le varie interviste e le analisi sul caso delle elezioni statunitensi. Andiamo a vedere Libero, abusivo pure Fratoianni, il vizietto rosso, continua la campagna di Libero sulla questione nata appunto con Salis. Dal 2016 un circolo del partito, prima SEL poi AVS, occupa senza permessi un immobile dell'Inps. L'ente ora chiede a Salis e compagni 73.000 euro. Ancora vediamo Biden farfuglia nella sfida TV per le presidenziali, il bollito della Casa Bianca, questo è il titolo di Libero. Andiamo a vedere La Stampa, tramonto americano, un titolo ancora più suggestivo. Negli USA il primo dibattito per la Casa Bianca, debacle del presidente, Trump sfugge alle domande. Questo è come è andato insomma questo duello TV che ha grande importanza, grande peso evidentemente nelle elezioni americane. UE, Meloni isolata, ora tifa Le Pen, le cancellerie giudicano dannosa la strategia italiana, il pressing della Lega e la linea anti-Macron. Anche l'Eliseo vuole un commissario economico, Tajani contro Salvini, golpe non è il mio linguaggio. Le ambizioni personali dei capipopolo di destra e l'analisi di Flavia Perina sulla Stampa e il caso Gioventù Nazionale, la premiera Mattarella, si spiano i partiti, quella strana idea della libertà di stampa. Ancora un'inchiesta della Stampa, collasso infrastrutture, il sistema paese messo a rischio da guasti e ritardi. Diamo uno sguardo al Fatto Quotidiano, anche qui un titolo particolarmente così colorito, Rimbam Biden fa harakiri, ora lo mollano pure i Dem, disastro con Trump, tracolla nell'imbarazzante duello TV, insomma è davvero tranchant il commento del Fatto Quotidiano. Impeachment, i repubblicani lo vogliono subito a casa, ha ancora 7 mesi, intanto i suoi sperano che lasci, ma a chi? Questa è la domanda che aleggia. Allora, Meloni out, vince il duo guerra, la polveriera UE attende Parigi, Italia esclusa, continuità con Ursula e Callas più Costa. Ancora incubo per Giorgia, Pier Silvio prove di partito, vertici, sondaggi e TV, si torna a parlare di Pier Silvio Berlusconi. Andiamo a vedere ancora il Giornale, partiti spiati, Meloni si appella a Mattarella, l'inchiesta su Fratelli d'Italia, la Premier attacca sul caso fanpage, metodo da regime. Ancora democratici USA nel panico, Biden ha già perso, si ritiri dopo il dibattito con Trump, qui lo vediamo insieme in una foto un po' diversa, insomma insieme alla moglie
Gil che lo accompagna fuori dallo studio televisivo. Allora torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, poi vi dicevo vedremo anche quello di Gorizia Monfalcone, ma analizziamo, qui vediamo nelle prime pagine, il patto dei 7, più scuola e più lavoro. Val di Tara suggella l'intesa nel primo giorno del vertice, stringiamo il rapporto tra istruzione e occupazione. Questo è il primo risultato, diciamo, di questo vertice. Il ministro dice concordi sulla necessità di valorizzare i talenti e il legame con il mondo tecnico professionale. Lanciato un nuovo piano per aiutare l'Africa e c'è l'impegno comune per valorizzare la figura dei docenti. Non è stato spiegato in quale modo. Allora, oltre 100 persone in piazza, il profitto fuori dagli istituti. Questo era invece il presidio statico davanti alla stazione dei treni sotto la statua di Sissi. Tra i promotori Cobas, FLC CGIL, AVS, Patto, adesso Trieste, Movimento 5 Stelle. Ne parleremo probabilmente anche oggi, ma intanto rivediamo insieme il nostro primo servizio riguardante proprio l'avvio dei lavori del G7 Istruzione, che si concluderà quest'oggi, oggi proprio nel... Allora no, non c'è ancora il servizio, allora andiamo a vedere altre notizie sul piccolo, procediamo. Dunque ancora deleghe pesanti, Meloni non cede, i nodi della politica, c'è uno spiraglio per trattare in Europa. L'Italia si è astenuta sulla riconferma di von der Leyen, resta aperto il dialogo sugli eurocommissari, Fitto ancora in poll. Queste le notizie. Andiamo a vedere le pagine di Trieste molto rapidamente, poi ci occuperemo naturalmente anche di quelle della cronaca nazionale, della politica nazionale e internazionale. Allora, vediamo che, come c'era scritto in prima pagina, il palazzo delle ex ferrovie si sblocca il restauro in qualche modo, la piscina nell'hotel e non sul tetto, che era una realizzazione molto contestata in particolare anche dal sindaco di Piazza, che aveva detto no e quindi aveva messo uno stop a questo progetto. Holler rinuncia a costruire in deroga in accordo col comune, profondo legame con la città, quindi rimane l'investimento, insomma si è concluso nel migliore dei modi la vicenda. Il tetto dell'ex palazzo delle ferrovie in piazza Vittorio Veneto rimarrà così com'è, non ci saranno né la piscina né il bar come avrebbe voluto Ivan Holler, l'immobiliarista austro-ungherese che ha scommesso sulla trasformazione del grande immobile nel borgo teresiano in hotel e appartamenti di pregio. La piscina ci sarà all'interno di una zona fitness e spa particolarmente ampia, attrezzata ma al coperto al piano terra, intervento questo che non richiede alcun permesso per costruire in deroga, che sarebbe stato invece necessario per mettere mano al tetto e alla terrazza, attorno al quale, come noto, si era aperto il lungo braccio di ferro tra l'imprenditore e il comune che aveva fatto arenare il progetto. Ora tra municipio e Holler e pace fatta, messa da parte la piscina della discordia, il programma può ripartire. Una data di ripresa dei lavori ancora non c'è, ma si prevedono tempi brevi. A renderlo noto è la PVV Investments, la società che nel 2020 acquistò l'immobile e di cui Holler è presidente, che ha annunciato l'avvenuto deposito agli uffici comunali della variante del progetto per il Palazzo delle Ferrovie dello Stato, che non richiede più dunque il permesso di costruire in deroga. Questa è la soluzione trovata. Qui vediamo quindi prende forma nei dettagli l'albergo della catena 25 ora hotel, dalla grande spa alla party suite, i dettagli che legano est e ovest. Questo è l'ex palazzo appunto delle ferrovie in piazza Vittorio Veneto, è un edificio molto grande e insomma è stato di abbandono da un po' di tempo.
Sociale, bonifiche, terapeutica, ecco la manovra da 33 milioni. Il documento della Giunta ha illustrato in commissione il sì di 5 circoscrizioni. L'assessore Bertoli sottolinea la parte destinata al welfare per minori e famiglie. Dell'elenco la manutenzione dell'ex caserma Veleno più la riqualificazione di San Giovanni. Allora andiamo a vedere il documento della Giunta che è stato appunto illustrato in commissione dall'assessore Bertoli. Bonifica dei tratti di costa da recuperare a pubblica fruizione nel terrapieno di Barcola per 4,3 milioni, secondo lotto relativo alla realizzazione della nuova piscina terapeutica acqua marina in Sacchetta per 3,2 milioni, manutenzione straordinaria dello Stadio Rocco per 1,1 milioni, costruzione della rotatoria tra via Frigessi e via Flavia mediante contributo del Coselag per 624 mila euro. Questo parziale elenco solo sul fronte degli interventi sul conto capitale, mentre il corrente prevede poco meno di 7 milioni, con forte prevalenza del welfare che riceve 5 milioni a favore di minori seguiti dal servizio domiciliarità e a favore di trasferimenti alle famiglie. Sono alcuni dei dati emersi appunto in questa presentazione per quanto riguarda il bilancio. La seduta di lunedì, le partite di luglio con il bilancio, luce pubblica e Tari. Entro la fine di luglio l'assessore Bertoli porterà un'altra variazione di bilancio all'attenzione del Consiglio Comunale, avrà una portata finanziaria non inferiore a quella di cui abbiamo scritto, scrive appunto il giornale Massimo Greco a fianco, che vale 33 milioni di euro. Quindi il titolare del bilancio ne ha fatto cenno ieri mattina per fare il punto complessivo sulla struttura contabile del municipio. Sarà un luglio impegnativo per Bertoli che parte lunedì, oltre alla variazione con grande attenzione alla svolta storica dell'illuminazione pubblica, e ne abbiamo già parlato, gestita da Edison e non più dalla società di Era. Altro appuntamento riguarderà la Tari, che non subirà ritocchi rispetto alla tariffa rifiuti dello scorso anno. Ancora i preparativi Convention Center al lavoro per la visita di Papa Francesco, è tutto insomma in lavorazione per questa grande visita. Per la prima volta il Generali Convention Center di Trieste vedrà l'arrivo di un ospite in elicottero. Papa Francesco a sua volta alla prima visita a Trieste atterrerà infatti direttamente in Porto Vecchio negli spazi esterni del centro. Fermano nel frattempo i lavori per preparare il Generali Convention Center. Allora andiamo a vedere ancora altre notizie. Dunque la digitalizzazione e il municipio, formazione all'uso della rete, via ai centri di facilitazione. Il primo aprirà in via dei Macelli, poi sedi in tutta la provincia per quanto riguarda proprio la digitalizzazione. Focus su carta d'identità elettronica, fascicolo sanitario e servizi web istituzionali. Dall'8 luglio verrà pubblicato online il calendario delle prime attività. Vediamo ancora sempre per quanto riguarda il piccolo, poi magari rivedremo qualche servizio magari dalla scaletta del telegiornale di ieri. Livelli di ozono fuori norma, attenzione ai soggetti fragili, i consueti consigli quando arriva appunto il grande caldo. C'è proprio un coordinamento tra ARPA, Asugi, Comune che segnalano per oggi pomeriggio lo sforamento dei 120 mg per quanto riguarda l'ozono, possibile bruciore a gola e occhi per i più sensibili, quindi attenzione alle condizioni meteo di questo pomeriggio, in modo particolare con l'AFA in arrivo. Allora c'è chi si difende dal sole con l'ombrello, vediamo alcune foto carine, ma contro l'ozono l'unico modo è restare al chiuso. Qui vediamo, si scrutano i dati meteo e intanto c'è chi si abbevera, anche gli animali naturalmente. Dunque l'inquinante si forma per le radiazioni solari, ma basta un minimo di attenzione al chiuso, non ci sono problemi di sorta. Ancora vediamo il fenomeno delle mucillagini nel Golfo, prosegue ancora il monitoraggio.
restano con alcuni ristagni sulle rive e nei porticcioli. Allora andiamo a vedere questo fenomeno che ci ha interessato in modo particolare nelle settimane scorse. La Bora dei giorni scorsi, agevolando un rimescolamento delle acque marine, sta allontanando le mucillagini dalle nostre coste. Rimangono tuttavia ancora dei ristagni sulle rive, nelle insenature, nei porticcioli. Chi in barca si spinge al largo scorge inoltre ancora delle formazioni dei filamenti in profondità, perché il fenomeno si vede con evidenza in superficie ma riguarda tutta la colonna d'acqua. Sarà ora il meteo a determinare la scomparsa delle mucillagini o a favorirne il ritorno. Come aveva anticipato l'ARPA, se la microalga rilevata nelle campionature dell'acqua del largo di Miramare potrebbe aver terminato il suo ciclo vitale, quindi la formazione delle mucillagini che hanno invaso le acque non solo di Trieste, altre microalghe potrebbero trovare un ambiente fertile e riproporre il fenomeno. Per questo il monitoraggio di ARPA, ma pure dell'OGS, prosegue. L'area marina protetta di Miramare ha rilevato anche come gli allevamenti di mitili della costiera siano stati colpiti da questo fenomeno. Grandi quantità di mucillagini possono indurre la chiusura più o meno prolungata delle valve dei mitili, con conseguente riduzione anche drastica del tasso di filtrazione. Allora andiamo a vedere ora le previsioni per quanto riguarda il traffico. Lo facciamo collegandoci con la sala operativa della Polizia Locale. Vediamo chi abbiamo in linea oggi, questa mattina. Buongiorno. Buongiorno a lei Bucarella, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Allora, qual è la situazione questa mattina e se ci sono segnalazioni? Immaginiamo di sì, perché insomma è ancora in corso il G7, si concluderà oggi, quindi immaginiamo ci siano ancora un po' di disagi. Allora, sicuramente attualmente il traffico, visto l'orario, è ancora scarso. Nei momenti di punta, anche ieri, ci sono state dei rallentamenti su Corso Italia e limitrofe. Al momento posso dire che alle ore 9, appunto per la manifestazione G7, verrà chiusa la via Canal Piccolo, sì. Pertanto sarà inibito l'accesso al Corso Italia. C'è stata fatta deroga per quanto riguarda le deviazioni per il transito sulla via Mazzini e poi il ricollocamento di chi guida o sulla via Roma o se deve andare in via San Spiridione e poi prendere la via Mazzini, per capirsi. Quest'oggi anche sarà chiusa la parte di Molio Fratelli Bandiera e il parcheggio antistante alla lanterna. Da quello che mi è stato detto anche lo stabilimento non sarà accessibile almeno fino alle ore 11:30-12, quindi chi è avvezzo a frequentare il bagno Pedocin si astenga almeno fino a quell'orario là. Ecco, quindi il Pedocino off limits almeno fino alle 11. Nell'area Science Park, quindi a Basovizza, ci saranno dei rallentamenti e delle momentanee chiusure nella zona del Viva d'H e della statale 14 Basovizza nel momento in cui appunto le delegazioni transiteranno. Per quanto riguarda il resto, questa notte è andato tutto abbastanza bene, non ci sono stati incidenti o quant'altro. Ricordo che appunto anche chi arriva in città e percorre poi le rive, attualmente la bretella retrostante al Corso Cavour, quella di collegamento tra la Piazza Libertà, Largo Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, è ancora interessata ai lavori, quindi chi deve accedere al Molio Quarto per il parcheggio deve fare Corso Cavour e ovviamente ci sarà forse un po' di tappo visto anche il traffico dei giorni scorsi. Diciamo che per oggi non avrei altro. Domani ho visto non ancora previsto nulla, quindi restituirei la linea. Domani comunque dovrebbe tornare un po' tutto alla normalità, se non mi sbaglio. Ma assolutamente, perché sì. Le attività del G7 dovrebbero terminare nel pomeriggio, non si sa ancora bene quando, se primo o tardo pomeriggio, quindi dalla serata diciamo di oggi dovrebbe essere tutto più tranquillo. Ricordo ancora una cosa, sì. Perché ovviamente non ci si fa mancare nulla, alle ore 15 oggi è previsto il 13° San Nicolò si mette in moto. Partiranno da via Miani all'altezza della via Inchiostri, percorreranno le vie di appunto Miani, Valmaura, Flavia, Brigata Casale, Via d'H e poi saliranno in altipiano fino a Sistiana Mare. Questa me l'ero persa, ispettore Gurtner, quindi San Nicolò si mette in moto il 29 di giugno. Sì, abbiamo questa Summer Edition
Summer È una cosa Edition. che ormai negli anni Vabbè, è consolidata. me l'ero persa, d'accordo. Allora, grazie intanto per queste notizie, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro naturalmente sia a lei che ai suoi colleghi. Altrettanto a tutti quanti, buona giornata, buon weekend. Grazie molte, buona giornata, buon weekend. Allora, così quindi torniamo sui lavori del G7, come abbiamo sentito anche dall'ispettore Gurtner, stanno creando anche un po' di disagi, ricordiamo appunto dalle 11 fino alle 11, scusate, dovrebbe essere chiuso anche il bagno, la lanterna, quindi interdetto proprio l'ingresso e il traffico nella zona. Naturalmente, quindi avremo modo sicuramente di riparlarne anche con i nostri servizi riguardo il popolare bagno, ma torniamo appunto all'avvio dei lavori ieri sul G7 istruzione e poi vedremo anche tutte le altre indicazioni sempre relative a questo importante evento che si sta svolgendo nella nostra città. La riduzione del gap tra domanda e offerta delle competenze del mercato del lavoro, ma anche il contrasto alla dispersione scolastica, non solo, anche la valorizzazione di ogni singolo studente. Questi gli assi principali del G7 dell'istruzione che si tiene a Trieste, apertura ieri al Castello di Miramare, sessione di lavoro oggi e anche domani. Sono incominciati questa mattina i lavori del G7 istruzione a Trieste. Attorno alle 9 il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha accolto tutte le delegazioni in Piazza Unità d'Italia. Poi è entrato nel Palazzo delle Regioni dove oggi e domani si svolgerà il vertice. Il G7 istruzione è presieduto dallo stesso ministro Valditara e vi partecipano i ministri dell'istruzione dei paesi del G7 di 17 delegazioni per oltre 100 persone. Sono presenti anche la commissaria europea all'istruzione Iliana Ivanova, i vertici dell'Unione Africana, i rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali competenti in materia, OCSE, UNESCO, UNICEF e la Global Partnership for Education. La valorizzazione dei talenti di ogni giovane, perché crediamo fortemente in questa pluralità delle intelligenze, ogni giovane ha un'opportunità, non dobbiamo lasciare indietro nessuno e questa è la prima finalità della scuola. E poi la valorizzazione dei docenti, ridare autorevolezza ai docenti, un altro punto fortemente condiviso. E poi, se vogliamo dare veramente opportunità ai nostri giovani, a tutti i talenti, dobbiamo anche valorizzare l'istruzione tecnica e professionale, eppure di questo parleremo e questo è un altro tema forte di questo G7, la centralità del rapporto fra la scuola e il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa. E poi ovviamente l'intelligenza artificiale, nuove forme di didattica sempre più inclusive per vincere la dispersione scolastica che, come avete visto anche da alcuni rapporti internazionali, è sempre più diffusa ed è sempre più inquietante. Quindi politiche concrete, io ho detto che questo G7 avrebbe dovuto concludersi con una forte sottolineatura della concretezza. Le rive sono bloccate al transito veicolare, Piazza Unità è blindata, solo personale autorizzato può accedervi o la stampa accreditata, una situazione che blocca di fatto il centro cittadino per tutta la giornata. Vedete dal lato, diciamo, che punta verso la stazione dei treni, come all'altezza del Tommaseo le auto sono deviate verso Corso Italia. E queste sono le indicazioni appunto per quanto riguarda il traffico, poi con l'aggiunta di quello che abbiamo appena sentito da parte dell'ispettore Gurtner nel collegamento con la sala operativa della polizia locale. Ieri c'è stato anche l'approfondimento proprio su questi vari aspetti della macchina organizzativa e di quello che poi di quelle che sono le ripercussioni sulla vita quotidiana della città di questo G7, anche andando un po' indietro nella storia. Allora rivediamo insieme il servizio. Cosa hanno in comune una chiatta e una caserma dismessa? Secondo alcuni, che hanno inviato le proprie email a Sveglia Trieste stamani, vi si sarebbe potuto svolgere il vertice G7 senza provocare disagi alla cittadinanza.
È la vexata questio che si ripropone appunto ogni qualvolta la nostra città è sede di vertici bilaterali o meno, se tali summit, come in questo caso, comportano chiusura al traffico veicolare e tutta una serie di ulteriori divieti. Fatto salvo che al lato pratico i triestini si rivelano ligi alle restrizioni e non cercano minimamente di ribellarsi. Stamani c'era una certa apprensione per la chiusura delle rive, con il traffico deviato all'altezza di Piazza Tomaseo lungo Corso Italia e lungo le direttrici Cadorna Diaz. In ora di punta, attorno alle 9, c'è stato un incremento del volume del traffico risoltosi in tempi più che accettabili. Poi in mattinata la situazione documentata dalle nostre telecamere. Una notevole tranquillità lungo le zone limitrofe alle strade interessate dalla chiusura, con qualche problema, anch'esso risoltosi in tempi non olimpici, dalle parti di Piazza Goldoni e delle gallerie. Allora, queste le informazioni dal nostro Umberto Bosazzi. Dunque torniamo ancora per un attimo a vedere sul giornale anche gli approfondimenti, insomma, che vengono fatti dal Piccolo per quanto riguarda la cronaca della nostra città, i librai e il turismo. Accanto alla massa una parte interessata a storia e cultura. C'è anche questo aspetto del turismo che, lo ricordiamo, non si ferma anche nemmeno, insomma, in occasione di questi grandi e importanti eventi nella nostra città. Il parere delle attività indipendenti non è unico, ma c'è un cambiamento, non solo guide e cartoline, spazio anche ai testi specifici e in lingua straniera. Ad esempio Ubic coglie le diversità dei vacanzieri attirati dai volumi letterari sul territorio e la frontiera con richieste di nicchia. L'Ovat parla di ricadute di lavoro in estate. Minerva ridimensiona con nero su bianco, entrano gli italiani. Insomma, un'analisi di quelli che sono i riflessi del turismo sulle attività dei librai. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con ancora la nostra rassegna stampa. Torniamo dunque in diretta alle 7:35 per la nostra rassegna stampa. Abbiamo parlato ampiamente nella prima parte del G7. Sul giornale c'è però anche un'intervista al ministro Giuseppe Valditara che interviene sulla questione del liceo Foscarini di Venezia. Studentesse ribelli, verifiche del Ministero, accertamenti sull'operato della commissione, compagni di classe delle 3 ragazze coraggiose. Siamo con loro, qui le vediamo. Galiano, poi lo scrittore nordestino, interviene sulla questione: è giusto alzare la testa, Gramsci e Matteotti, stelle polari. Andiamo ancora a vedere sempre sul quotidiano Il Piccolo, nelle pagine regionali, l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi dice: l'intelligenza artificiale non sostituirà l'uomo, in sanità è il momento delle scelte. Chiusa la 2 giorni di Villa Manin, Bini, intelligenza artificiale fondamentale proprio anche per il turismo. La grande kermesse di Villa Manin, con al centro il ruolo dell'intelligenza artificiale in sanità, ma non esclusivamente, è andata in archivio con l'appello dell'assessore Riccardi a prendere le decisioni attese da decenni dal comparto e allo stesso tempo con la certezza, sempre secondo l'esponente della Giunta, che la tecnologia non potrà in ogni caso mai sostituire il ruolo fondamentale dell'uomo. Questo è il punto fermo, insomma, per quanto riguarda i lavori di Villa Manin. Andiamo a vedere le pagine di Gorizia Monfalcone del Piccolo, molto rapidamente scorro. Ecco qui la rincorsa agli alloggi popolari e siamo a Gorizia. In graduatoria ci sono 131 persone. Questa è la situazione per quanto riguarda l'edilizia popolare a Gorizia. Tubetti, in arrivo 3 rinforzi alla polizia penitenziaria. La casa circondariale di via Barzellini, lo ricorderete, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, l'aggressione a 5 agenti di polizia penitenziaria da parte di un detenuto particolarmente problematico. L'annuncio della senatrice di Fratelli d'Italia: con la conclusione del concorso entrano in servizio 1704 agenti in Italia, novità importante dopo l'aggressione. Le proposte estive del centro abitativo di via Faidutti, ma andiamo nelle pagine di Monfalcone per tornare sul tema
delle preghiere nei centri islamici. Ecco qui centinaia nei centri riaperti dal TAR. Ora il Comune dialoghi con noi. Il giorno dopo la sentenza che ha accolto il ricorso delle associazioni islamiche, il via vai al Darus Salam per la preghiera del venerdì. Buconate ai fedeli: continuiamo a rispettare le regole. Quindi la preghiera è utile, non può arrecare danni, è un bene per questa città, un bene per il paese, il mondo intero. Così ha detto insomma Buconate, che intercala un inshallah se Dio vuole, anche nel ripercorrere la vicenda che soltanto 24 ore prima di queste sue parole ha visto annullare dal collegio giudicante del TAR le 2 ordinanze dirigenziali emesse il 15 novembre dal comune di Monfalcone, che di fatto avevano congelato l'impiego degli spazi interni di via Duca d'Aosta per il raccoglimento di massa. Allah ci ha messo alla prova, noi abbiamo fatto la nostra parte, scandisce davanti alla comunità musulmana. Qui vediamo una foto delle preghiere riprese, le preghiere del venerdì all'interno del centro. Opposizioni contro Cisint, ma la Lega fa quadrato le reazioni politiche. Le sfere alte della Lega, da Matteo Salvini in giù, fanno quadrato attorno alla sindaca Anna Cisint dopo la sentenza sfavorevole al comune che si è visto annullare i provvedimenti. Il coordinatore regionale Marco Dreosto, sempre a suo fianco, scalpita la decisione del TAR di accogliere il ricorso dei centri islamici, lascia sbigottiti. Legalità e sicurezza non possono essere messe in discussione, dice Dreosto. Siamo convinti della correttezza delle decisioni del comune e della sindaca, quindi sosteniamo il ricorso al Consiglio di Stato. Così pure il deputato Massimiliano Panizzut definisce incredibile. Insomma, ci sono molte reazioni. C'è anche l'opposizione all'interno del comune di Monfalcone. Allora la sinistra, con Cristiana Morsolini e Alessandro Saullo, dicono: sul tema si è divisa la città, si sono acuite le differenze tra compagini e la destra ha accusato chiunque manifestasse dubbi o la invitasse a mediare di fomentare l'illegalità. Oggi si può dire che aveva torto, parimenti sbagliava l'ente nel varare le ordinanze annullate, non dalla politica ma da chi esercita la giustizia. Era Cisint a parlare di mancato rispetto dei regolamenti, dicono ancora gli esponenti della sinistra, perché dovrebbe sapere che non è un compito dei sindaci amministrare le controversie, spetta ai giudici e le sentenze si rispettano. Allora andiamo a vedere ancora, abbiamo parlato anche di questo caso, giro di droga nel mandamento, 3 assoluzioni, cadono le accuse di favoreggiamento per 2 ronchesi e un friulano coinvolti in una maxi inchiesta nel biennio 2017-18. Ancora Moretti, ritardi al CRUA, Asugi, criticità risolte, le visite per gli esposti amianto, un'interrogazione appunto del consigliere Moretti. Poi minori prepotenti in città, chi vive e lavora in centro ammette il proprio disagio. Esercenti e residenti confermano la ricorrente presenza nelle ore serali di alcuni ragazzi che molestano, sporcano, offendono e seminano paura, un po' una situazione che sta preoccupando i residenti. Torniamo a leggere il Piccolo di Trieste e ci spostiamo su Muggia. Il Mandracchio di Muggia, l'abbiamo già visto in prima pagina, cambia e si prepara al futuro. Lo storico porticciolo, rivitalizzato da investimenti privati, si sta aprendo al turismo. Nuove attività si affiancano a insegne consolidate, ma l'atmosfera resta la stessa. Ancora sempre sul Piccolo, anche questo abbiamo visto in prima pagina, Farinetti, mediatore a difesa del Prosecar, lasciare liberi i viticoltori locali. L'imprenditore Aduino Auresina per Mare Vitovska, un accordo con il consorzio del Prosecco è possibile. Questo ha detto appunto l'imprenditore fondatore di Italy, Oscar Farinetti. Allora, noi invece ieri ci siamo occupati ancora una volta della commissione che riguardava il nuovo asilo di Roiano e la sua privatizzazione, o perlomeno la privatizzazione dei servizi educativi. Allora, rivediamo insieme il nostro servizio.
Vergognatevi! Non potete gestire con atti di imperio! Vergognatevi! Clima caldo dentro e fuori dall'aula del Consiglio Comunale oggi per la Commissione sull'asilo di Roiano. Le posizioni di maggioranza e opposizione rimangono distanti. La delibera dell'assessore De Blasio, che include l'affidamento in concessione del servizio educativo a una realtà privata, è stata contestata ancora una volta dalla minoranza dell'aula e dalla consigliera di Forza Italia Angela Brandi. A 40 minuti circa dall'inizio della seduta, poi, il capogruppo di Fratelli d'Italia Marcello Medau chiede di andare al voto per sveltire una seduta che alla fine avrebbe licenziato la delibera in commissione per vederla fra qualche giorno approdare in aula con la possibilità di avanzare delle modifiche. Apriti cielo, l'opposizione insorge. Io penso che la delibera sia matura per licenziarla immediatamente per l'Aula, quindi chiedo di andare al voto. Io mi chiedo con che coraggio venga soltanto in mente di fare una simile azione antidemocratica in un'aula di consiglio comunale. Presenti i sindacati, presente un blocco nutrito di consiglieri e assessori di centrodestra, la delibera prosegue, ma registra ancora una volta il voto, non fisico ma verbale, contrario della forzista Brandi con tanto di stizza verso alcuni alleati. A differenza di quello che dice qualcuno di cui non ricordo il nome, nessuno può buttarmi fuori da questa maggioranza, perché non è il mio capogruppo, può farlo solo il mio capogruppo e quindi sono parole assolutamente al vento da parte di qualcuno di cui non ricordo neanche il nome. Ciò che interessa a ogni modo è la risoluzione di questa decisione, che passerà attraverso un maxi emendamento il quale includerà delle limature ma non un capovolgimento dell'intenzione iniziale. Potranno esserci richiami alla sperimentazione, al fatto che questa modalità riguarderà solo quell'asilo a Roiano e non altri in fase di realizzazione. Così come potrebbe essere stralciato il riferimento della delibera dove vengono rilevati i costi a carico del comune per malattie e maternità del personale, a differenza del privato dove a farsi carico di questi costi è l'INPS, un passaggio che sembra essere fuori luogo per avvallare la scelta della concessione. Fratelli d'Italia proporrà degli emendamenti perché, come ha detto l'assessore De Blasio, tutto è perfezionabile, non abbiamo paura appunto di proporre delle modifiche. Noi come centrodestra, anche e soprattutto come Fratelli d'Italia, vogliamo dare il miglior servizio possibile e dando alla città quei 66 posti di asilo nido che si merita e su cui abbiamo fatto importanti investimenti. Crediamo che questa struttura nuova di Zecca non possa essere data in mano ai privati, non perché il privato non sappia gestire in modo anche efficace determinati servizi, ma perché in questo modo si abdica ad una funzione fondamentale del nostro servizio pubblico. E la vicenda dell'asilo nido di Roiano ha evidenziato anche ancora screzi all'interno proprio della maggioranza, lo abbiamo sentito anche nelle parole dell'assessore Brandi. Allora rivediamo insieme il nostro prossimo servizio. Io chiedo che i servizi educativi non vengano mai esternalizzati, né sperimentalmente né in futuro. Per quanto in certe situazioni sfiori la rottura, il centrodestra in Consiglio Comunale non arriverà a una crisi di maggioranza, benché la coalizione si componga di diverse anime partitiche che su certe cose parlano diverse lingue, il gruppo è ben conscio che una frattura avrebbe conseguenze politiche disastrose. Non solo per questo, ma anche perché non può essere l'asilo di Roiano il solo elemento che possa aprire una crepa così profonda su un'intera giunta. Questa delibera ha avuto il parere favorevole di tutte le segreterie provinciali del centrodestra, di tutta la giunta del centrodestra e del sindaco di piazza, quindi non ci sono fratture in maggioranza perché il centrodestra è compatto, c'è stata una scivolata oggettiva, abbiamo recupereremo e lavoreremo ancora insieme fino al 2027 per la nostra Trieste. Io faccio un appello alla maggioranza, per favore ritirate questa delibera. Eppure i segnali di un clima teso al di là delle dichiarazioni di facciata ci sono. Il peso di Fratelli d'Italia nella giunta di piazza è un dato di fatto, ma ci sono casi in cui, come quello della delibera sull'asilo di Roiano, la posizione del singolo fa probabilmente più rumore del coro condiviso del resto del gruppo. Io mi auguro che qualcuno possa cambiare idea, possa ripensare e possa sostituire questa delibera in modo che il nido di Roiano torni ad essere comunale perché è nato comunale, è stato costruito con i soldi pubblici ed era destinato a essere gestito come tutti gli altri nostri asili nido da personale comunale. E in questo caso la consigliera Angela Brandi non è andata per il sottile, facendo eco a una sottolineatura della consigliera Matteoni. C'è
qualcuno con cui si vuol parlare, si può parlare in maniera franca, senza nessun problema, e lo stiamo facendo, e altri che sono irrecuperabili e che per me non fanno parte della maggioranza. Non sarà certo qualcuno di un altro partito a dire se faccio parte o meno di questa maggioranza, casomai sarà il mio capogruppo e non credo che me lo chieda, quindi queste frasi lasciano il tempo che trovano, non mi soffermerò neanche un attimo su questo. Allora, torniamo a leggere i giornali e ci spostiamo invece oltreoceano alla competizione per la presidenza degli Stati Uniti. Biden, la notte più dura, ma so come vincere, performance shock al confronto TV, e tra i Dem si fa strada l'ipotesi del cambio, la difesa di Obama. Andiamo a vedere tanta confusione e pochi contenuti, non ti capisco, sei un criminale, la disciplina di Trump e i guai del presidente. Alcuni dei commenti, vediamo qui Trump, solito Donald, risposte a caso e una valanga di bugie, insomma non andrebbe meglio anche dall'altro schieramento, ma a livello insomma di immagine quello che ha colpito è questa debacle di Biden. Ora solo Jill e la sorella Valerie possono spingerlo a lasciare. Assalto al Congresso, un punto per Trump, la Corte Suprema improprio accusare i ribelli di ostruzione, la decisione può favorire il tycoon a processo, quindi si mette meglio insomma la situazione giudiziaria dell'ex presidente. Toto sostituto, i dubbi su Harris, il fascino e le ombre di Newsom e la scommessa Whitmer, l'eterna suggestione Michelle Obama sempre smentita dalla diretta interessata, le possibilità per la sostituzione eventuale di cui si sta parlando appunto per Biden. La spaccatura tra Tajani e Salvini invece sulla partita di Bruxelles, scontro sull'isolamento dell'Italia. Dopo il post di Salvini, puzza di colpo di Stato, l'altro vice premier reagisce, io non parlo così. Insomma c'è maretta anche per questa questione, la tattica della premier che punta ancora al risultato. Palazzo Chigi ritiene che sia stata l'unica scelta possibile, ricorda che Conte nel 2019 non toccò palla. Un argomento che viene trattato anche sul Piccolo, lo vediamo qui, lo scenario, commissario UE per l'Italia, adesso la strada è tutta in salita, questa invece è la lettura del Piccolo. Roma e Budapest, 11 paesi su 27 ad aver bocciato il pacchetto di nomine per i vertici comunitari. Con Meloni all'angolo i rischi di veder naufragare in aula il candidato proposto da Roma sono altissimi. La premier Giorgia Meloni, vediamo qui la scelta isolazionista della nostra premier viene paragonata a una mini Italexit. I dubbi sul tentativo di scaricare sull'Europa le colpe nell'imminente manovra, zeppa di tagli. Francia al bivio della storia, il reportage alla vigilia delle elezioni, sale la tensione dai mercati ai bistrò, non si parla d'altro, destra estrema vicina a diventare prima forza dopo una progressiva ascesa. La Francia è davanti a un bivio decisivo della sua storia, la destra estrema alle soglie del potere, è stata una goccia lenta, quasi invisibile, che da inizio di questo secolo ha pian piano scalfito la roccia della Quinta Repubblica. Ogni volta che la goccia ha provato ad aumentare di intensità, nel 2002, 2017, nel 2022, la roccia è stata protetta dal fronte repubblicano. Tutti i partiti insieme per tenere a bada quella goccia che risponde al nome di Front, oggi Rassemblement National della famiglia Le Pen. Quindi questa è la vigilia insomma delle elezioni in Francia. Le Pen attacca Macron, scelta di Breton in Unione Europea non spetta certo a lui. Andiamo a vedere anche l'attualità, ancora le guerre in corso dopo Gaza, ora il rischio è nel sud del Libano. Gli Stati Uniti sono pronti a evacuare i loro cittadini dal paese con l'appoggio di un'unità di operazione speciale dei Marines. Le tensioni fra Hezbollah e Israele fanno temere un'escalation. L'Iran va alle urne per le presidenziali con rischio astensione. Khamenei lancia un appello al voto.
E poi ancora a Mosca, per Mosca è in gioco la sua sicurezza, Putin avvia il riarmo, pronto a produrre missili a medio-corto raggio. Poi queste insomma le notizie dalle guerre, dagli scenari di guerra nel mondo. Il Cremlino annuncia la misura in risposta alla decisione degli Stati Uniti che si sono ritirati dal trattato firmato nel 1987 da Reagan e Gorbaciov. Debacle di Biden al dibattito, anche qui lo troviamo, ma lui non pensa di mollare. Poi da Harris a Newsom, ma il sogno nel cassetto resta Michelle Obama. Anche questo è stato un articolo che abbiamo già visto anche sul Corriere della Sera. Trump sei palestinese, il presidente USA punge sul caso della pornostar, gli attacchi e le sfide, e poi i social impazziti, i meme e gli hashtag. Il web deride l'inquilino della Casa Bianca, uno dei meme sul web, insomma davvero anche irrispettoso. Allora andiamo ancora a vedere le notizie riguardo la politica nazionale e internazionale. Allora vediamo sempre sul piccolo, tensione a Belgrado, e siamo nelle pagine dei Balcani. Tensione a Belgrado, stop al festival culturale per la riconciliazione. Il ministro degli interni Dacic l'ha fermato per il rischio di disordini, proteste dell'ultradestra nazionalista con lo slogan Kosovo-Serbia. Queste sono alcune immagini delle proteste. Il premier kosovaro, grottesca parata di odio e messaggi discriminatori. Insomma, ci sono tensioni anche intorno a un festival culturale. Per quanto riguarda invece l'economia, chip, Silicon Box a Novara, il nord-est perde 3,2 miliardi, poi ancora legno arredo, export giù del 10,7%, dati allarmanti fermi da un anno. Fincantieri costruirà un nuovo sottomarino per la Marina Militare, ordine da 500 milioni, e questa notizia riguarda più da vicino insomma un'azienda di casa nostra, possiamo dire così. Ancora fonderie, sempre più elettroforni, c'è carenza di materie prime. Alberto Valduga, presidente di Assofonda Acciaio, siamo all'avanguardia nella sostenibilità ambientale, sempre per quanto riguarda le pagine dell'economia. Andiamo invece molto rapidamente alle pagine sportive, vediamo le novità per quanto riguarda la Triestina. Riecco la Dea Under 23, ben 6 le squadre venete, Milan futuro nel girone B. Varata la composizione dei gironi, Unione nel gruppo A, le new entry sono Clodiense, Caldiero, Terme e Alcione. E poi ancora il club rosso alabardato, e ne abbiamo parlato anche noi ieri, il presidente Rosenzweig in visita alla fondazione Burlo Garofalo, dopo che giovedì aveva prima visitato Fincantieri e incontrato poi in città i vari partner del club. Ieri altra giornata intensa per il presidente della Triestina Rosenzweig. Allora, noi invece ieri ci siamo occupati anche della commessa Fincantieri di cui vi abbiamo parlato leggendo proprio le pagine dell'economia. Lo ha fatto Umberto Bosazzi con un servizio dedicato proprio a questa nuova maxi commessa della Fincantieri. Non so se è possibile rivedere il nostro servizio ancora qualche istante e poi andiamo ancora avanti magari nella lettura del giornale. Allora andiamo a vedere le pagine della cultura, scorro ancora rapidamente, eccolo qui. Dunque Daniele Cipria, Short TS, il corto è cinema puro, è l'unico modo di essere indipendenti. Shorts, il regista al giardino pubblico con il suo nuovo Enif al Miela, premio ai fratelli Fabio e Damiano Di Innocenzo. Prosegue dunque il festival. Shorts International Film Festival entra nel vivo di un weekend ricco di ospiti importanti. Alle 19 al Teatro Miela i fratelli Fabio e Damiano Di Innocenzo, i registi di Favolacce, America Latina e della prossima serie Sky Dostoevsky, in uscita anche al cinema l'11 luglio, incontreranno il pubblico e riceveranno il premio Cinema del Presente, mentre in serata al giardino pubblico inizia la sezione Shorts Express dedicata ai cortometraggi brevissimi. Tra le opere internazionali presentate
ci saranno anche El Naciente del pluripremiato regista spagnolo David Pantaleón, storia humor di un ricercatore coreano ossessionato dall'idea di fare una grande scoperta, e Immortel di Monica Rattazzi, sceneggiatrice franco-marocchina italiana, il suo debutto alla regia. Prima dei corti però alle 21:15 al Giardino Pubblico arriva appunto Daniele Cipri, uno dei più importanti direttori della fotografia italiani, ma anche regista, che ha segnato la storia del cinema con film come La Buca, È stato il figlio, e della TV con trasmissioni cult come Cinico TV, realizzate in coppia con Franco Maresco. A Shorts Cipri presenterà il suo nuovo cortometraggio, appunto nel bianco e nero diventato quasi la firma d'autore. Racconta di due clown che si preparano per lo spettacolo della vita, ma a fine esibizione si accorgono di avere un solo spettatore pronto a portarli con sé. Insomma, questo il film e queste le notizie riguardanti proprio il festival in corso qui a Trieste. Il Piccolo ci racconta ancora, per quanto riguarda il concorso di bellezza, che l'ultima occasione per partecipare a Miss Trieste è fissata per mercoledì 3 luglio, l'ultima occasione, l'appuntamento alle 16:30 all'Hotel Milano di via Ghega, il pre-casting per le aspiranti a questo concorso. Ancora vediamo, sempre per quanto riguarda Muggia, ne abbiamo parlato prima in relazione al Mandracchio, l'imprenditore russo: siamo favorevoli alla pedonalizzazione, così trasformeremo la città nella Portofino dell'Adriatico. Questa è l'intervista all'imprenditore che sta lavorando e sta investendo nel centro di Muggia. Dice l'imprenditore: sono un milanese innamorato di Trieste, in particolare di Muggia, reputo che abbiano potenzialità turistica incredibile, vivo in questa zona da 30 anni e Muggia è stata la mia fortuna, la prima attività che ho aperto era alle Noghere, è come se fosse una sorta di amuleto. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo sarà in studio con noi la consigliere della quinta circoscrizione di Adesso Trieste, Michela Novell. A fra poco. Bentornati in diretta. Allora sono le 8:03, siamo in compagnia di Michela Novell, che è la presidente della quinta circoscrizione di Adesso Trieste. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie mille. Grazie di essere qui. Grazie dell'invito. Allora, con Michela Novell parleremo sicuramente molto anche di scuola, perché intanto per specifica competenza, insomma, è anche un insegnante, oltre ad essere la presidente della quinta circoscrizione, e poi abbiamo parlato ampiamente nella nostra rassegna stampa del G7 Istruzione. Ma anche, abbiamo visto anche sul giornale, della contromanifestazione alla quale la nostra ospite ha partecipato ieri, no? Allora, intanto le chiedo com'è andata questa contromanifestazione. È andata bene, eravamo più di 100, quindi siamo contenti, anche una buona copertura mediatica, anche questo è importante. Ci sono state tante adesioni, vorrei ricordare qui anche quella di Rifondazione Comunista, che non è stata riportata dal Piccolo. Bene. E quindi è importante ricordare, anche perché erano presenti almeno 2 insegnanti che sono anche intervenuti. Dunque è andata bene, è stato un processo, quindi ci siamo visti prima per organizzare, poi appunto tante adesioni anche degli studenti medi e universitari che hanno fatto una manifestazione anche il giorno prima in piazza Oberdan, ma erano presenti anche ieri. Quindi bene che si sia fatta e bene che si parli di questo. Noi naturalmente siamo un po' critici, siamo parecchio critici sull'incontro dei G7. Del G7 che è ancora in corso, insomma si concluderà quest'oggi, no? Prima di... Oggi ci sono le visite alle scuole del territorio. Non ricordo adesso bene le scuole, ma il nord, il Volta, il Nautico. Il Nautico, insomma, quindi... dopo le visite alle scuole si tireranno un po' le somme, no? Che cosa prevedete? Nulla di buono, par di capire, no? Dai lavori della G7 Intanto le premesse, no? Come ho letto anche sul Piccolo di oggi, c'è una dichiarazione di Federica, parlare degli studenti come capitale umano, questo fa molto impressione.
formazione, insomma, gli studenti sono persone, noi dobbiamo formarli perché diventino buoni cittadini, buone cittadine, felici magari anche, no? E quindi che possano realizzare appieno quello che sono, se vogliamo utilizzare questa parola, talenti. Sì. Quindi questo rapporto, no, di cui si parla spesso, istruzione, occupazione, sì. È in effetti necessario, no, da un certo punto di vista, un collegamento, però si punta molto su questo, anche sullo sviluppo poi dell'istruzione tecnica, no? C'è molto accento su questo. Sì, quello che noi critichiamo è la presenza forte delle aziende nelle scuole. Le due cose dovrebbero essere separate, cioè la scuola è la scuola pubblica che serve a tutti, alla società, le aziende sono una parte della società, quindi certo c'è bisogno di una visione del lavoro, bisogna lavorare perché tutti possano avere una piena occupazione, però questo magari nell'ultimo tratto della formazione scolastica, gli ultimi anni, l'università, ma tutti devono essere messi nelle condizioni di scegliere la scuola che a loro è più congeniale e soprattutto devono avere un'ottima, una buona preparazione di base, perché certo la società è complessa, però è solo l'istruzione, la cultura che può darci gli strumenti per governarla. Quindi certo non dobbiamo tagliare su questo. Ecco, sì. No, non bisogna tagliare, no. Allora però anche innovare, no? In qualche modo. Certo, sì, l'innovazione che sia sempre a nostro servizio. Al servizio quindi anche noi vorremmo vedere i risultati positivi di tutta questa tecnologia, tutto questo digitale, però rende la nostra vita effettivamente migliore. Noi sappiamo di tanti giovani che stanno proprio male a scuola, no? Sì. Qui c'è l'Istituto Comprensivo Dante che è la scuola in ospedale, proprio la dirigente ci diceva di tanti casi di ragazzi che soffrono di malattie diverse rispetto a quelle che c'erano prima del Covid. Che c'erano qualche anno fa, insomma. Questo disagio sociale. E quindi sì. Anche la scuola insomma ha un ruolo importantissimo proprio nella prevenzione proprio di questo tipo di disagio di cui parliamo spesso, magari anche nelle cronache. Allora abbiamo una telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Allora, buongiorno, di criticità e di problemi ce ne sono tanti, di soluzioni non se ne sente neanche una. La scuola deve essere pubblica come la sanità deve essere pubblica, perché deve essere privata? Poi indubbiamente ognuno di noi ha delle capacità, chi più, chi meno, in qualche settore. Quindi è inutile fare una scuola unica, la scuola deve essere anche selezionale. Deve anche selezionare, perché indubbiamente se uno fa studi classici non sarà per le cose tecniche o viceversa. Quindi inutile insistere a fare anche i genitori, a volte anche noi come genitori, anche sbagliamo, perché deve essere un consiglio con i professori per sapere dove si può indirizzare il proprio figlio. Io conosco degli artigiani che hanno fatto anche delle piccole fortune perché erano bravi nel loro mestiere. Se avessero fatto il Dante o il Petrarca sarebbero dei falliti. Quindi inutile parlare solo dei problemi, ci vogliono delle soluzioni, non sempre le soluzioni sono giuste, ma se neanche si tenta non si troverà mai la soluzione. Inutile andare. Poi le criticità, parliamo un attimo di tutte le cose illegali che vengono fatte qua nel territorio libero di Trieste. Nessuno, non sapete niente delle leggi? Il trattato di pace che legge con la 3054, è legge della Repubblica Italiana. Ho sentito tutte le stupidaggini che ha detto Polidori pochi giorni fa a Tele 4. Ma stiamo scherzando? La zona B è decaduta, allora è decaduta anche la zona A. La zona B era una zona accessoria per arrivare al mare internazionale. Poi ha detto sì, che l'allegato ottavo è una cosa separata dal trattato di pace. No, l'allegato ottavo è una parte del trattato di pace.
Poi ha detto che basta andare alle Nazioni Unite, che l'Italia chieda la sovranità, o se no qualcuno di Trieste, e vediamo a chi darà la sovranità. L'Italia, perché è più grande e più grossa. Ma stiamo scherzando? Stanno prendendo in giro i cittadini, e tutti silenti, tutti in silenzio, omertà completa. Ma sapete che tutti stando in silenzio, tutti quanti abbiamo la colpa di tutti quelli che sono in sofferenza? Il lavoro, certo che il lavoro è un diritto, il lavoro è altro che un diritto, manca una paga adeguata è un diritto. Scrivono i giornali, Trieste 50.000 in miseria, un quarto della popolazione in miseria, 3.000 e tante persone che chiedono aiuto per pagare l'affitto a Trieste. Enrico Nord-Est. Succede anche questo, Fulvio, hai ragione. Grazie, spero di una risposta. Grazie Fulvio, buona giornata. Allora, tanta carne al fuoco, no? Come spesso accade nelle telefonate di Fulvio, non so, voleva così rispondere con qualche riflessione ai tanti argomenti che ci ha proposto. Tante cose, condivido sicuramente la prima parte, è giusto, corretto, no? Tutti devono essere in grado, devono avere la possibilità di scegliere il percorso scolastico e il lavoro che preferiscono, perché proprio facendo il lavoro che si ama che si rende di più, e quindi i ragazzi dovrebbero avere gli strumenti poi per scegliere il lavoro, per poterlo cambiare, ma appunto bisogna lavorare su questo. E poi mi è piaciuto anche il riferimento al silenzio, il fatto che non dobbiamo stare in silenzio, questo anche mi piace molto, è giusto, dobbiamo lottare per le nostre idee, e il silenzio in alcuni casi è colpevole, in altri ci porta così a ricevere passivamente quello che accade, quindi sì, condivido questo. Dobbiamo lottare per le cose in cui crediamo. Ecco, questo ci porta anche un pochino al caso, no, di queste 3 studentesse, ha seguito un pochino del liceo Foscarini di Venezia. Sì, ho seguito un po', non so come siano andate effettivamente le cose, come sia andata la prova, però ho apprezzato il coraggio. Ecco, il coraggio l'ho apprezzato, sì, quindi questa forma di protesta, sì, anche è bello che siano state delle ragazze. Delle ragazze, quindi così dare vita a questa sorta di protesta. Insomma. Sì, tra l'altro adesso mi viene in mente anche la protesta che è stata fatta alla Normale di Pisa, e anche quella volta erano delle ragazze. Erano sempre delle donne, delle ragazze, è vero. Quindi condivido questo. Allora c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Daniela, un po' fuori argomento, ma volevo rendervi partecipi a una cosa che ho fatto con un mio amico, perché prima di dire che non è vero, magari la gente dovrebbe provare. Allora, si sa che in questi giorni in tutte le macchine avevano sopra quella sabbiolina rossiccia che dicevano che arriva dal deserto, che poi tanti dicevano di no perché il vento era contrario, non era possibile. Allora, senza passare per quella sempre che si lamenta, abbiamo provato io e un mio amico a raccogliere questa polverina su un pezzo di carta, poi sotto abbiamo messo la calamita. Questa sabbiolina camminava con la calamita. Io mi chiedo come mai, se è sabbia, cioè sembra un po' impossibile. Comunque invito a qualcuno, se non crede, a provare e vedrete che questo qua è reale, e chiedo come mai succede questo, perché sa, tutti ci danno qualsiasi cosa che diciamo contraria dei complottisti. Io capisco che in certe cose si esagera, ma questo mi sembra un po' preoccupante per la salute. E oltre, insomma, tutto il resto che viene fuori adesso purtroppo sono insistente, ma con il 5G, dove non si hanno prove per la salute, e sembra addirittura che adesso non sia così facile per i sindaci opporsi, perché se no altrimenti diciamo che si perde il PNRR per questo fatto del 5G, che sembra, visto che non ci sono prove né a favore né a sfavore, che i cittadini dovrebbero essere informati, non dicendo penso che non fa male, perché penso che non fa male non significa niente, cioè ci sono delle prove, e secondo me dovrebbe esserci anche un confronto tra quelli che dicono no e quelli che dicono sì, perché la salute già non siamo messi bene, è una cosa molto importante secondo me. Vi ringrazio per avermi ascoltato, buona giornata. Grazie Daniela, buona giornata a lei. Allora, dice, ha fatto questo esperimento e invita a farlo anche a noi, questa sabbia che cade sulle auto, insomma, con la calamita, no?
forse qui dovremmo sentire qualcuno di esperto. Qualche esperto, sì. Naturalmente, però insomma se qualcuno ha voglia di fare questo esperimento, poi non so quale possa essere la conclusione, no? Il risultato andrebbe effettivamente magari analizzata la sostanza insomma, che piove sulle nostre auto, così come andrebbe verificato eventualmente se ci sono danni per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, eccetera. No? Allora, ci sono anche delle mail che arrivano al nostro indirizzo. Allora, vediamo di leggerne qualcuna. Dunque, buongiorno, ci scrive Roberto, ho sentito dalla signora in studio che alla manifestazione c'erano 100 persone, dice praticamente nessuno, dai, non scherziamo. Secondo il signor Roberto c'era poca gente, questa è la critica insomma, che arriva. Devo dire la verità che sono anche giornate ancora pesanti per gli insegnanti coinvolti negli esami. Io avevo una riunione ieri la mattina e una pomeriggio, quindi sono riuscita a venire, ma proprio a ridosso, mentre sono ancora in corso gli esami di maturità, quindi altri colleghi avevano esami stamattina, quindi è possibile che alla fine di una giornata di esami, con esami il giorno dopo, sia un po' complicato. Quindi noi criticavamo anche questo, no? Il periodo scelto per fare il G7. Per fare il G7 con l'anno ancora insomma, in pieno svolgimento. E poi c'è ancora una cosa ancora più grave in questa in queste decisioni che si prendono sulla scuola, che in realtà gli insegnanti non vengono ascoltati, né tantomeno gli studenti, no? La scuola riguarda loro soprattutto. E quindi sì, siamo proprio critici su questo. Quindi studenti e insegnanti esclusi diciamo dai lavori cruciali, c'erano appunto... Quindi non ci viene mai chiesto quali potrebbero essere secondo noi i settori sui quali lavorare per migliorare la scuola, ci vengono solo imposte delle cose. Noi sappiamo che ogni anno sarà peggio perché a settembre abbiamo delle cose nuove da aggiungere, non si tolgono mai quelle vecchie, ma altre incombenze e noi ci chiediamo perché. Vediamo che ci sono delle esigenze in alcuni settori, questi non vengono neanche toccati, mentre si insiste solo su altri settori. Ecco. Allora, sentiamo la telefonata, poi torniamo magari anche sui temi, no? Sulle tematiche che avete affrontato, avete contestato anche le parole merito e profitto che vengono molto usate addirittura adesso, no? Nel nome del Ministero stesso c'è anche il merito. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Laura e buongiorno a Michela Novel, sono Andrea Marzoli. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti e due, gli spettatori che ascoltano. Un invito che faccio, una proposta che faccio alla vostra redazione di Tele4, si potrebbe fare una serata o una parte della serata, un approfondimento sul tema del territorio libero, in risposta un po' al signor Fulvio che con assiduità vi contatta ogni mattina. Poi vedo che dallo studio le risposte degli ospiti sono diciamo non sempre magari complete o a volte sono anche deboli, quindi vi invito a pensare, a valutare l'opportunità di fare una serata, un approfondimento, e parliamo di ciò che è rimasto della nostra specialità, ovvero l'extraterritorialità doganale. Il signor Fulvio spesso spinge sul discorso dell'extraterritorialità politica, non è questa quella che è rimasta sui tavoli ministeriali all'ordine del giorno, e quindi vi faccio questo invito: facciamo un approfondimento, chiamiamo anche il signor Fulvio, ne parliamo in maniera approfondita con più ospiti, potrebbe essere un argomento interessante per una anche puntata per tutta la di Ring cittadinanza. magari, quindi va bene, grazie del suggerimento Andrea, insomma c'è la richiesta di questo approfondimento e noi cerchiamo di accoglierlo per quanto possibile. Voleva dire qualcosa appunto sulla questione territorio libero oppure tornare invece? Su tante cose, adesso grazie a telefonata mi è venuto in mente anche che come adesso Trieste quest'estate saremo spesso in Porto Vecchio, se non sbaglio mercoledì pomeriggio alle 18, almeno l'ultima volta, la prima volta che era questo mercoledì è stata così, a parlare con le persone che passano, a distribuire questi volantini con la possibilità di fare
un questionario sul Porto Vecchio per capire che cosa vorremmo noi fare di questa zona molto importante per la città e quindi il collegamento era questo. E quindi sì, volentieri un approfondimento su quanto diceva il telespettatore adesso. E un'altra cosa riguardo alla scuola e riguardo adesso Trieste, sarà importante essere in Piazza Unità questo lunedì alle 18 perché in Consiglio Comunale si affronterà il tema della privatizzazione. Questo lunedì alle 18 in Piazza Unità, perché in Consiglio Comunale si affronterà il tema della privatizzazione del nido di Roiano, che è un'altra cosa secondo noi molto grave. Molto grave perché quel nido, il personale di quel nido deve restare il personale del comune con uno stipendio garantito a tempo indeterminato perché quella fascia 03 è molto importante per lo sviluppo della persona e non possiamo lasciarla in mano a privati, a cooperative che magari appunto utilizzano personale che cambia più volte al mese, non è possibile perché una fascia è delicatissima, ha bisogno di personale qualificato che sia presente con continuità e serenità. Quindi sarete anche voi presenti insomma, in occasione del svolgimento di questo Consiglio Comunale di cui abbiamo parlato ampiamente anche noi seguendo la commissione, no? Che era dedicata proprio a questo, rilevando anche c'è anche un po' di differenza di vedute all'interno della stessa maggioranza, l'abbiamo documentato insomma, tra il voto contrario dell'ex assessore Brandi di Forza Italia, insomma c'è più di qualche problema all'interno e quindi voi sarete anche a evidenziare insomma, la necessità insieme anche ai sindacati, no? Abbiamo sentito più volte anche il fronte sindacale su questo argomento, è stato sempre molto presente. Il fronte sindacale è unito proprio, tutte le sigle sono d'accordo sulla non privatizzazione, insomma, sul mantenimento nel pubblico di questo asilo nido, perché poi paventano anche la possibilità che si parta dall'asilo nido di Roiano per poi sviluppare una privatizzazione anche in altre realtà e questa è la preoccupazione insomma. Sì, anche questa, certo. Anche questa, quindi volete insomma evitare questo. Certo. Ne parleremo sicuramente ancora. C'è il signor Nevio che ci scrive: buongiorno Sveglia Trieste, è possibile che i responsabili delle manifestazioni che si fanno in città non abbiano un po' di rispetto per i cittadini? La manifestazione del G7 si poteva farla in Porto Vecchio senza chiudere la Piazza Unità detta Piazza Grande, dice il signor Nevio. Inoltre la Santa Messa con la venuta del Papa si potrebbe farla allo Stadio Rocco, visto i fedeli potevano partecipare molto più numerosi, questo dimostra il menefreghismo vero, i fedeli non potranno partecipare alla messa visto che viene fatta in Piazza Unità, dice Nevio, insomma è arrabbiato, non gli va bene come vengono organizzate queste grandi manifestazioni, perché poi sono i cittadini a sopportare magari un po' di disagi. No? Ne abbiamo parlato anche in merito alla viabilità. Dunque c'è ancora un'altra mail riguardo al concerto di questa sera al Castello di San Giusto. Volevo sapere se ci sono problemi di parcheggio nei pressi del castello e nelle zone limitrofe riguardo al G7 o è tutto normale? No, dovrebbe essere tutto normale perché dovrebbe concludersi nel pomeriggio il G7, quindi dovrebbe rientrare insomma tutto alla normalità, posto che insomma in quella zona parcheggio non ce n'è tantissimo. No, però io sono stata proprio ieri sera, era tranquillo, ed era tranquillo, non c'erano impedimenti. Ecco. Infatti non è interessato proprio dalla zona rossa, quindi neanche durante lo svolgimento proprio del G7. Dunque anche con il caldo Trieste ha un vento che ristora, è vero, ci scrive Emma, che si concentra anche sulla questione degli ospedali, dice aspettare per me come per molti è una scelta di sicurezza. Asugi risponde con giovani e bravi professionisti all'altezza di tecnologie avanzate che mai mi sarei aspettata di poter avere dalla nostra azienda sanitaria in così pochi anni. Andando a Cattinara
tra le molte persone che si recano per gli appuntamenti, tanti camici bianchi col sorriso che rassicura: lo so che devo aspettare di più, ma ne vale la pena, vorrei poterlo dire forte. Insomma, dice, introduce il tema anche dell'attesa, no? Delle liste d'attesa in sanità, però la signora dice: preferisco aspettare, andare alla sanità pubblica, anche per una garanzia di qualità della cura. È vero, insomma, abbiamo degli ottimi professionisti, però vengono spesso accostate, no? Scuola e sanità che dovrebbero rimanere pubbliche. Su questo concorda in pieno, sicuramente. Allora, dappertutto ci sono microgrammi di metallo e non sono nocivi, non possiamo studiare in base al piccolo chimico. Ci scrive ancora sulla telefonata di prima della signora Daniela il signor Ignazio. Vabbè, è vero, non possiamo metterci a fare il piccolo chimico, però insomma la signora ha evidenziato che evidentemente c'erano dei metalli all'interno di questa... Aveva una curiosità comunque la signora, quindi andrebbe magari sviluppata, no? Magari anche da parte di chi ne sa qualcosa di più, ha studiato queste materie. Allora, gentile Presidente Novelle, scrive Paolo Radivo, il cantiere della Trieste Trasporti in piazza Garibaldi sul marciapiede accanto alla fermata degli autobus in direzione Muggia è inoperoso almeno da maggio, restringe il passaggio, costringe i pedoni a camminare su una passerella e offre alle zanzare una pozza dove abbeverarsi. Per giunta manca qualsiasi indicazione sui numerosi autobus che lì passano. Questo è un problema proprio della circoscrizione, no? Sì. Abbiamo segnalato, abbiamo scritto a Trieste Trasporti, però al momento non abbiamo ancora avuto risposta. Ma dovremo vi risulta comunque che è fermo da maggio questo cantiere, insomma, quindi una cosa un po' diffusa, abbiamo tanti cantieri fermi, che procedono lentamente, ma anche questo, certo, torneremo alla carica, abbiamo già scritto, ma torneremo. Benissimo, si tornerà alla carica. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Voglio chiedere un'informazione. Prego. La sanità, chiamandosi politiche sociosanitarie, non paga troppo per il sociale? Grazie, buona giornata. Non paga troppo? Mi scusi, non ho capito la domanda. Allora, si dice politiche sociosanitarie, ma la sanità non paga troppo con il sociale? Grazie, buona giornata. Perché gli ospedali gridano vendetta. Non paga troppo cosa significa? Cioè, questo va a scapito del sociale? Nel senso che sì, troppo a capito del sociale. Certo. Le politiche sociali forse dovrebbero essere per conto suo con il comune, mentre invece la sanità dovrebbe essere da sola, così avrebbero più risposte. Dico bene, ha capito? Sì, chiarissimo, grazie signora, buona giornata. Allora, dice la signora appunto, non capivamo bene all'inizio, ma è stata molto chiara poi a spiegare. È d'accordo con la signora? Sì, c'è necessità di lavorare di più sul sociale, questo sicuramente. Infatti noi abbiamo, come adesso Trieste, abbiamo votato contro, anche adesso che dovevamo dare un parere sul bilancio, abbiamo votato contro proprio perché sul sociale non c'erano risorse, insomma, quindi questo sì. Come diceva un altro telespettatore, un quarto della popolazione è in disagio economico. È in disagio, quindi, esatto, lo diceva prima il signor Fulvio, se non ricordo male, è vero, è vero. Quindi sicuramente sì, per queste persone, poi per il benessere di tutti, quindi dobbiamo stare bene tutti, concordo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia della nostra ospite. Lo ricordo ancora una volta, Michela Novelle, che è la Presidente della quinta circoscrizione, una circoscrizione molto centrale, San Giacomo, Barriera, insomma è abbastanza ampia, anche questa è forse la più popolosa se non mi ricordo male, quindi se vorrete fare anche delle segnalazioni proprio sulla circoscrizione specifica potrete farlo dopo un po' di pubblicità, sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci le vostre mail. A fra poco. Bene.
Rieccoci ancora una volta in diretta. Allora siamo in compagnia della Presidente della Quinta Circoscrizione, Michela Novel, di Adesso Trieste. Prima stavamo parlando di scuola, del G7, sull'istruzione e su queste parole che voi ieri contestavate in questa contromanifestazione in qualche modo, perché il merito addirittura è entrato nel nome del Ministero, dicevamo prima. Sì. L'altra parola era la produttività, se non mi sbaglio, certo, no? Certo. Collegare Il capitale umano, insomma, sì. Tutte espressioni che vengono portate spesso, no, nel dibattito sulla scuola e che però voi contestate. Per quale motivo? Sì, raccontiamolo. Sì, ma anche il discorso del merito. Certo, è bene che gli alunni bravi possano avere occasioni di approfondimento, una cultura di alto livello, questo va benissimo, però bisogna capire perché gli alunni meno bravi sono meno bravi, quindi spesso ci sono problemi sociali forti, problemi all'interno della famiglia o storie pregresse. Io insegno in una scuola che ha il 59% di alunni stranieri ed è una realtà ricchissima dal punto di vista culturale, però alcuni vengono da paesi in guerra e quindi ci sono queste ferite molto forti che hanno vissuto loro o i loro genitori, comunque si sentono ancora, e quindi il merito è una cosa molto relativa. Certo, dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di poter studiare in maniera migliore. E a proposito della mia scuola, io spesso sono preoccupata, vorrei che appunto gli alunni, alcuni sono molto bravi, hanno voglia di studiare, potessero liberamente scegliere un liceo senza avere il timore di avere grossissime difficoltà legate alla poca conoscenza della lingua, e quindi dobbiamo avere la possibilità di fare buoni corsi di italiano L2 a scuola, quindi avere fondi regionali o che dallo Stato siano previste, no? C'è una classe di concorso che proprio per insegnare italiano agli alunni di origine non italiana, agli alunni di madrelingua non italiana, e quindi usiamo questi fondi perché appunto tutti devono essere liberi poi di poter scegliere la scuola loro più congeniale. La scuola più congeniale, sì. Quindi abbattere insomma questa prima barriera linguistica, no? Sì. In ingresso. Sì. Fra l'altro appunto la quinta circoscrizione ha la maggior parte della popolazione, cioè è la più popolosa, no? Tra le circoscrizioni, ma anche tanti cittadini stranieri, di origine straniera. Certo. No? Infatti lo vediamo nelle scuole nostre, la Fondasavio ma anche la Bergamas, la Fondasavio è in barriera, e adesso da poco la comunità latinoamericana ha superato la comunità balcanica, quindi è una novità. Quindi la lingua che si sente più parlare è lo spagnolo? È lo spagnolo, lo sarà nei prossimi anni, sì. A questo proposito volevo anche ricordare che domani ci sarà la seconda messa, seconda che io sappia, a San Giacomo. Ho partecipato alla prima in lingua spagnola perché Don Rudy ha lavorato, se non sbaglio, in Cile, comunque in America Latina, quindi la tiene lui. Insomma è interessante, sarà alle 18 o alle 18:30, adesso non ricordo esattamente, comunque domani pomeriggio 18:30 a San Giacomo. A San Giacomo, 18:30 a San Giacomo, sì. Questo è l'appuntamento, insomma, la messa in spagnolo per andare incontro, insomma, a questi cambiamenti, no, che ci sono nella nostra città. E a proposito di questo vorrei anche dire che la spiritualità fa parte della vita di ciascuno di noi, ognuno la sviluppa come meglio ritiene, no? Quindi benissimo anche essere atei o trovare spiritualità in altri settori, però anche secondo me questo rientra nella piena realizzazione di sé, essere liberi di poter esprimere la propria spiritualità come si vuole. E mi rifaccio al discorso anche della libertà per le persone di fede musulmana di poter frequentare luoghi di culto islamici, insomma. Ecco, abbiamo visto anche questa sentenza, no, del TAR che ha annullato queste ordinanze dirigenziali, insomma, del comune di Monfalcone, che impedivano la preghiera all'interno dei 2 centri islamici che sono presenti su quel territorio. No? Da noi in quinta circoscrizione c'è stato il timore, quando recentemente è stato aperto un nuovo centro in via Sette Fontane. Ecco, anche lì abbiamo avuto il sentore di malumori, ma non dobbiamo avere timore di questo. Naturalmente dobbiamo conoscerci, ma
noi abbiamo rapporti con la comunità È islamica già di stato Maionica. allestito o sono in corso i lavori, se non ricordo lo so, male? esatto, no? probabilmente Sì. non è stato ancora aperto. No? Al posto di una paretteria, no? Mi pare di ricordare, nei pressi di Piazza Perugino. Anche noi avevamo sentito un po' di residenti, insomma c'era un po' di preoccupazione, ma anche magari un atteggiamento diverso, perché sappiamo che Piazza Perugino spesso è purtroppo teatro di risse, di episodi insomma poco piacevoli in questo periodo, e quindi dicevano, beh, ma se c'è magari un centro culturale forse questo allontana l'altro problema, no? Il problema delle risse oppure del così. I luoghi sicuri li fanno le persone che li attraversano. Esatto. Noi anche come femministi anche diciamo questo, no? È vero. Stare sicure bisogna, quindi non dobbiamo avere timore di frequentare anche le piazze, queste zone, anche questo è un tema che ci sta caro, no? Piazza Perugino, Piazza Garibaldi, però dobbiamo tornare a viverle con serenità, nel senso che è sempre l'utilizzo poi che si fa di questi luoghi che li rende più o meno sicuri. Ecco. È vero. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Carissime, buongiorno Enrico. Qui. Enrico, buongiorno. Prima ha telefonato preoccupata una signora per il fatto che secondo lei, per il fatto che le polveri cosiddette sahariane sono attratte dalla calamita. Questa cosa è assolutamente risaputa da oltre un secolo, in quanto queste polveri, soprattutto quelle provenienti dal Nord Africa, contengono in misura variabile piccolissime particelle di minerali ferromagnetici, tra i quali c'è la magnetite, che è un ossido di ferro, e l'ilmenite, che è un ossido composto di ferro e titanio. Quindi nulla di nuovo all'orizzonte, le polveri sahariane sono ferromagnetiche. Grazie e buona giornata. Grazie Enrico, si è informato il signor Enrico, e quindi c'era anche un altro telespettatore, intanto ringraziamo Enrico, che ci scriveva una mail proprio su questo argomento. Dunque, oltre a Ignazio che abbiamo già letto prima, eccolo qui è Raul, e scrive: nella sabbia c'è il silicio e il silicio è un semimetallo, ecco perché la reazione con l'applicazione della calamita, quindi c'è una spiegazione scientifica, no? Per il fenomeno che ha notato la signora. Allora, sempre Ignazio dunque ci scrive: mentre si passeggia nelle città, nelle ore con poco traffico, si sentono l'abbaiare dei cani, i giorni seguenti la stessa cosa, oltre all'abbandono nelle case degli anziani ci sono anche i loro cani detenuti innocenti. Dice: alzare il telefono per chiedere aiuto si può, la sua vita potrebbe essere salvata, dice l'abbandono magari anche degli animali, no? All'interno degli appartamenti. Questo segnala insomma il signor Ignazio, però ancora più preoccupante l'abbandono delle persone anziane che vivono magari da sole, no? Quindi questo magari andrebbe segnalato con una maggiore vicinanza magari da parte del... Soprattutto d'estate. Infatti adesso arriva il caldo, la bella stagione, però si parte per le vacanze, però appunto questo fenomeno rischia di diventare più pesante, no? Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, lei è la sua ospite, sono Silva da Monfalcone. Buongiorno Silva. Volevo dire alla sua ospite, perché non ha saputo dare lei la risposta precisa che ha dato adesso questo telespettatore con la telefonata riguardo alle sabbie cosiddette sahariane, a parte che il vento soffiava da un'altra parte. Poi, riguardo alle studentesse di Venezia, ha detto che ha sentito qualcosa ma non ha approfondito. Riguardo all'allegato ottavo sapeva qualcosa ma non ha approfondito. Poi una frase che non mi è piaciuta per niente è stata che ha detto che gli studenti, soprattutto delle famiglie socialmente più deboli, hanno difficoltà nello studio. Chi è stato ad uccidere quel ragazzo a Pescara? Il figlio di un carabiniere e il figlio di una insegnante. E poi ricordi le parole di De André: dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Grazie e buona giornata.
Va bene Silva, raccogliamo anche questa citazione che insomma è sempre molto bella. Condivido la citazione di De André, ma non ho colto il riferimento al... Non capivo la critica fatta. Non voleva essere denigratorio dire che le famiglie, certo, sì, ma gli io alunni delle condivido famiglie, credo che fosse pienamente, questo lo questo, condivido pienamente, no? Sul fatto della scuola, delle 3 ragazze di Venezia, non ho approfondito proprio perché volevo avere anche delle fonti dirette, quindi non volevo che fosse... Non volevo entrare nella polemica, quindi aspetterei qualche giorno per capire esattamente come sono andate le cose. Ecco, sì. E anche riguardo al ferro, immaginavo che se la calamità fa spostare il granello di sabbia, il motivo potrebbe essere la presenza di ferro, però se qualcuno ne sa di più, ecco, non è che ho una formazione classica e non scientifica, e quindi diciamo umanistica classica, quindi lascio il campo a chi ne sa di più. A chi è più esperto. Allora, Elena ci scrive riguardo al G7, va bene ospitarlo a Trieste come evento, ma magari trovare una location anche qui che non intralci il vivere quotidiano dei cittadini. Al Magazzino 26 ad esempio ci sono spazi anche al centro congressi lì vicino, insomma più di un telespettatore un po' infastidito dalla macchina della sicurezza, delle chiusure, traffico eccetera. Insomma, no? Per quanto riguarda questo tipo di eventi. Condivide un po' questa posizione? Un po' sì, stavo pensando, ovviamente Piazza Unità è bellissima, quindi come location. Forse si poteva fare in un altro luogo e poi comunque per queste persone presenti organizzare un giro in Piazza Unità. Quindi con la chiusura più limitata, forse si poteva pensare. Meno disagi, no? Esatto, Anche perché comunque abbiamo anche tanti turisti che magari si sono trovati proprio nel pieno delle chiusure, è un peccato, insomma magari uno resta qualche giorno, no? A Trieste, vorrebbe vedere sicuramente Piazza Unità, però così blindata magari è un po' difficile. Allora, pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, telefono per la fontana di Piazza Garibaldi che ha funzionato quest'anno per una quindicina di giorni e poi è stata spenta. Ci sono anche delle attività commerciali nella piazza tipo il fioraio e qualche altro baracchina lì, ma comunque volevo sapere se sarà aperta, grazie. Grazie mille. Grazie signora, buona giornata. Lo segnaliamo subito lunedì. Benissimo, quindi questa è la segnalazione. Spesso ci chiamano per ripristinare le fontane che spesso sono asciutte, no? È un problema di... servono soprattutto d'estate, ma servono sempre. Servono d'estate soprattutto, è vero, infatti. Quindi, è da segnalare, allora sicuramente. Allora, buongiorno Buccarella, ma quale extraterritorialità in relazione probabilmente alla telefonata di prima? Ci scrive il signor Lorenzo, Trieste italiana dal 1918, dietro il sacrificio di quasi 700.000 caduti ai quali va il nostro indimenticabile ricordo, insomma va sulla storia il signor Lorenzo contestando insomma quello che si diceva prima sull'extraterritorialità, mentre Giorgio Marchesi dice perché non si risponde insomma alla questione di Trieste detassata, defiscalizzata, le leggi internazionali, torna insomma sul tema del TLT che abbiamo già affrontato prima. Non sarebbe meglio invece ancora Elio per tutti se questi signori, si riferisce sempre al G7, venissero ospitati su una bella chiatta al largo dietro una diga senza rendere la vita dei triestini un incubo. Credo l'abbia già espressa anche ieri questo auspicio, insomma, il signor Elio, naturalmente per la loro massima sicurezza, quindi una bella chiatta al largo dietro la diga. Allora, ancora c'è Marco Inglaro che ci manda la sua vignetta consueta, allora su Biden, questo duello televisivo che ha visto l'attuale presidente degli Stati Uniti
molto in difficoltà. Allora, ho visto Biden, dunque possiamo vederla, eccola qui. Ho visto Biden, quel del museo delle cere, pareva assai più sveglio. Chi era quel matto che mi faceva tutte quelle domande, questo è Biden, e chissà cosa servi quella strana valigetta col bottone rosso. Insomma, si ironizza su questa performance non particolarmente brillante, insomma, per usare un eufemismo del presidente americano, quindi si parla anche di una possibile sostituzione di Biden in corsa, però non si sa come sarà possibile. Dall'altro campo in realtà c'è Trump che è alle prese con i guai giudiziari, quindi insomma uno scenario non particolarmente felice per gli Stati Uniti, no? Concorda su questo. Tornando invece a Trieste, allora sempre sulla privatizzazione dell'asilo Nido di Roiano, deve restare pubblico, la scuola deve essere pubblica come la sanità, scrive ancora Emma. Allora sì, concorda. Sì. Pavimentazione sconnessa a Campo San Giacomo, arrivano mail continuamente, questa è di Matteo. Gentilissima Presidente Novelle, segnalo che da oltre 2 anni la pavimentazione antistante alla chiesa di Campo San Giacomo è sconnessa perché il comune non interviene, dice. Saluti, Matteo. Vero, è intervenuto, abbiamo fatto anche noi 2 anni fa, abbiamo fatto degli eventi di danza e lì è stato un po' sistemato, però va sistemato continuamente. Ho trovato una soluzione migliore perché in effetti non può essere che quella piazza così importante abbia sempre delle transenne. Sì. È sempre un po' dissestata, infatti andrebbe forse fatta una ristrutturazione più radicale, probabilmente. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Bruno. Innanzitutto buongiorno a tutti quanti in studio. Buongiorno Bruno. Io volevo chiedere una cosa banale, però sempre riguardo allo sport, non alle circoscrizioni, anche alle circoscrizioni. Questi giochi che innanzitutto io ho allenato 47 anni, di cui anche ho allenato 6 anni all'estero, a basket, a rugby, a football americano, a pallavolo, sempre a livello studentesco. Negli anni 80 ho allenato il Collegio del Mondo Unito e quindi naturalmente con questa piccola esperienza che ho, naturalmente ho creato dei giochi. Per esempio il football americano, l'ho raddolcito e l'ho fatto il touch football, però bisognerebbe tutto vedere, fare degli esempi appunto nei rioni popolari, come che c'è anche la signora, la Presidente, e anche gli altri rioni, e anche che i ragazzi abbiano naturalmente dei giochi nuovi che possono conoscere, intraprendere e fare negli oratori, nei ricreatori, eccetera. Io ho parlato con tantissima gente, purtroppo abito a Villa Calcia e non hanno voglia di fare molto poco, quasi niente. Anche lì ci sono ragazzi e ragazzi, ma non hanno voglia di collaborare. Quindi sarebbe meglio, non so, se voi potremmo fare un'intervista a Tele4, differente che trasmissione volete voi, per darvi una risposta o fare un appello naturalmente alla città di Trieste e ai vari rioni. Ecco. Grazie. Grazie del suggerimento Bruno, buona giornata. Beh, insomma non è male, no, come idea. Bella idea, sì, anche per vedere degli sport diversi. Sì, tra l'altro noi abbiamo da poco ripristinato la commissione sport, abbiamo un nuovo coordinatore che è il consigliere Bordon, quindi volentieri. Se ne può parlare. Come no? State parlando ancora, immagino, però anche del tema dell'ex Pavan e di tutte le varie difficoltà no? Da questo. Sì. E preoccupazioni, no? Perché a proposito appunto dei ricreatori c'è questo timore il Pitteri, se non ricordo male, sia il parcheggio, il giardino della scuola Duca d'Aosta. Esatto, il cortile interno della Duca d'Aosta sono le sedi prescelte per fare un parcheggio, il parcheggio relativo alla palestra che temiamo venga costruita in via Farausina, quindi sì. Togliendo alberi ma togliendo anche lo spazio, no, del ricreatorio per alcuni anni, quindi sì, siamo molto preoccupati.
quindi state seguendo insomma questa vicenda. Allora, perché chiedere ancora parcheggi? Scrive ancora Emma, avete mai provato la sicurezza degli autobus? Passano ogni 10 minuti per tutte le direzioni, i nostri autisti sono i migliori. Una fan insomma del servizio di Trieste Trasporti, ma insomma è vero, no? È uno dei migliori che abbiamo questo servizio di bus. Infatti, usiamolo. Allora, ci scrive anche Claudio Visintin, buona giornata dottoressa Laura e la sua ospite. Riguardo ai punti franchi fuori dal porto di Trieste, la posizione del presidente D'Agostino, del già presidente D'Agostino, è meno documentata direttamente nelle fonti principali. Tuttavia, dice Claudio, data la sua visione innovativa e la propensione per le soluzioni logistiche avanzate, è plausibile che fosse interessato a esplorare strategie inerenti ai punti franchi o zone economiche speciali in altre aree per facilitare il commercio e lo sviluppo economico, parallelamente al potenziamento del porto di Trieste. Beh, così ha fatto, no? Questo è un po' il suo lavoro, è stato, è vero, ha ragione il signor Claudio. Allora, abbiamo un'altra telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono un altro signor Bruno e volevo fare una domanda. Prego. Su questo, cioè, come va il trasporto del Museo del Mare in Porto Vecchio? Volevo sapere come va, perché è successo a me, io volevo sapere dov'è la Sala Luttazzi. Sono andato a vedere questa Sala Luttazzi e ho scoperto per caso che lì c'è il Museo della Pietra e una parte del Museo del Mare, quindi non ancora del tutto trasportata, e poi anche l'immaginario scientifico e anche, mi sembra, una scuola per infermieri. Mi sembra che sia stabile e fissa. Allora, se il comune fa questa operazione, sarebbe bene anche pubblicizzare questa cosa, perché non so se tutti i triestini, e io leggo il Piccolo frequentemente, sanno che il Museo del Mare sta per essere completamente trasportato in Porto Vecchio. Nel momento in cui sto facendo questa telefonata, anche sollecito i lavori per il vecchio acquario, tanto caro ai triestini, e gli altri lavori necessari, però vicini al cuore, non tanto ai portafogli dei triestini, ma al cuore. Ecco, sollecito questo. Grazie. Grazie a lei e buona giornata. Allora, chiede come sta andando il trasferimento del Museo del Mare al magazzino 26, quindi seguiremo. È in corso, infatti. E poi anche come stanno andando i lavori al vecchio acquario, il caro vecchio acquario, e là ci sono state diverse difficoltà, no? Che hanno bloccato più volte i lavori e la riapertura poi, no? dell'acquario, però è sicuramente una struttura che sta molto a cuore ai nostri telespettatori e a tutti i cittadini di Trieste. Per quanto riguarda invece la quinta circoscrizione, ci sono dei lavori che vi chiedono spesso i vostri telespettatori, i vostri cittadini, insomma, della quinta circoscrizione, che vi chiedono appunto per vedere un completamento. Abbiamo sentito ad esempio una signora prima parlare della fontana di Piazza Garibaldi. Abbiamo un problema diffuso in tutta la città, questo dei marciapiedi. I marciapiedi, no? Sono le cose più in vista, insomma, principali. Un discorso, da affrontare in maniera complessiva. Poi abbiamo una cosa che ci sta molto a cuore, il mercato coperto. Noi abbiamo chiesto più volte un incontro con l'assessora Tonel, vice sindaca, per parlare di questo, e non siamo ancora riusciti ad avere con noi l'assessora. E quindi sì, non vorremmo che la situazione poi degeneri, che si faccia un discorso simile a quello per l'ex Pavan, che siccome nessuno lo usa o viene usato poco, quindi si può farne qualcos'altro, darlo in concessione ad altri. Che temete magari è, non so, il supermercato, questo? A privati, anche lì invece è uno spazio bellissimo che deve essere valorizzato adesso. Tra l'altro noi abbiamo molta esigenza, questa esigenza forte di spazi per le associazioni. Associazioni anche di comunità straniere, ma anche di associazioni triestine,
c'è una mancanza di spazi e noi stessi come circoscrizione chiediamo uno spazio dove fare le sedute perché abbiamo questo tetto adesso di 25 al massimo presenti che è poco, visto che spesso poco, abbiamo sedute numerose. Quindi, anche perché dovrebbero essere aperte appunto al pubblico, no? Chi volesse partecipare dovrebbe poterlo fare, quindi insomma un limite un po' risicato. Esatto, no? Quindi... abbiamo un problema di partecipazione, ma vediamo che quando la parola viene data poi i cittadini partecipano volentieri. Quindi sì. Benissimo. Chiediamo anche questo, sì, un altro spazio per la circoscrizione. Allora, magari lo faremo in una prossima puntata. Intanto ringrazio Michela Novel per essere stata con noi quest'oggi. La invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Ottimo. Grazie mille. Grazie mille a voi. Buon proseguimento. Buon fine settimana. Grazie e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Subito dopo avremo ospite in studio Angelo D'Adamo di Federconsumatori per parlare un po' della questione luce, riprendere un po' quella del gas, insomma varie tematiche con la fine del mercato tutelato, l'ingresso nel mercato libero, insomma c'è ancora abbastanza confusione, quindi cercheremo come sempre con Angelo D'Adamo di fare un po' di chiarezza. Fra pochissimo. Grazie. Bentornati in diretta, 9.04, abbiamo ospite in studio Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatori. Buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno. Grazie di essere qui, soprattutto poi nella giornata che precede la fine del mercato tutelato per quanto riguarda l'energia elettrica, quindi domani è l'ultimo giorno, no? Allora abbiamo pensato di invitarla per tornare un po' a fare chiarezza, perché magari ancora qualcuno è preoccupato, non lo sa, non sa di questo appuntamento. Allora, che cosa succederà da domani, dal 1° luglio in realtà, da lunedì? Quindi continuiamo con l'argomento di maggiore attenzione, di maggiore problematicità per tante persone. Certo. Come si diceva, domani è l'ultimo giorno dell'esistenza in vita, definiamola così, del cosiddetto mercato tutelato, mercato di maggior tutela, in cui tanti cittadini sono serviti appunto da questo tipo di servizio. Cosa vuol dire? Cosa accadrà dopodomani, quindi con il 1° luglio? Perfetto. Ci saranno senz'altro grandi novità per tanti, perché io mi rendo conto che anche i nostri sportelli, nonostante tutto quello che abbiamo fatto, anche le reiterate trasmissioni che voi avete messe in campo, su cui noi siamo intervenuti per cercare di dare quante più informazioni possibili, c'è ancora tanta gente che insomma, o disattenta, io non esprimo un giudizio a tal proposito, che comunque non sa che cosa accadrà. Quindi con il 1° luglio mercato liberalizzato per l'energia elettrica. Il gas, come ricorderemo, è accaduto già con il 1° gennaio di quest'anno. Per tante persone, richiamo solamente questo principio, per tanti che nella propria bolletta trovano scritto, perché tanti neanche sanno questo, quindi sono un po' disattenti, che sono nel cosiddetto mercato maggior tutela, mercato tutelato, pagina 3 della bolletta, dove si trova questa dicitura, che cosa accadrà, ecco, per questi cittadini, per queste persone. Con il 1° luglio saranno riforniti di energia elettrica non più dalla società attuale, che naturalmente noi stiamo a Trieste, parliamo di Trieste, che è energia base del gruppo ERA, che ha giurisdizione su questo ambito. Passerà invece la sua fornitura ad un'altra società che è Enel Energia, società che nella nostra zona ha vinto un'asta, una gara che è stata fatta, quindi è stata giudicata su questo nostro territorio. L'Italia era stata divisa su 26 ambiti, non ho capito neanche bene quali erano i criteri della costruzione di questi ambiti, comunque con il nostro ambito ha vinto Enel Energia la gara. Ecco, nell'ambito ad esempio di Udine provincia ha vinto ERA, mentre attualmente in quell'ambito è rifornito da Enel Energia. Quindi si invertiranno ci sarà uno scambio queste tra i due territori. situazioni. Ecco.
come si chiamerà quel tipo di servizio? Si chiamerà servizio a tutele graduali, sarà in vigore per 3 anni. Per 3 anni chiaramente è una condizione di mercato mista, molto regolata comunque dall'autorità, da ARERA, e in parte anche naturalmente dall'organizzazione societaria di Enel in questo caso. Per 3 anni saremo riforniti in questo modo. In questo triennio noi abbiamo una necessità che è quella di istruirci meglio, ecco, di conoscere meglio, comprendere meglio che cosa accadrà anche in futuro dopo i 3 anni, che cosa significherà mercato libero, come si leggerà bene una bolletta, come si riusciranno ad individuare in bolletta o nei contratti anche gli elementi a nostro maggior favore. Certo. Perché la questione è piuttosto complessa, ci rendiamo ben conto tutti, insomma, ce l'hanno manifestato sempre in ogni occasione di quanto sia complicato leggere anche una bolletta e comprendere anche come si costruisce poi quel prezzo finale. Però ci possono essere anche delle opportunità di risparmiare, insomma, di avere dei vantaggi. L'obiettivo dichiarato è quello che il mercato, poi c'è chi santifica il mercato, perché il mercato crea concorrenza, la concorrenza dovrebbe mettere in condizioni le società di migliorare le proprie offerte e quindi offrire un servizio migliore. Finora, siccome questo tipo di mercato esiste già da tanto, anche se c'è sempre il servizio di maggior tutela, se dobbiamo dare una valutazione, finora ha dato risultati? Ad oggi il prezzo migliore praticato è ancora quello con le tariffe costruite dallo Stato, da ARERA. Dallo Stato, quindi è un mercato ancora complicato, un mercato ancora in confusione, un mercato dove ci sono oltre 700 società che vendono energia elettrica e gas. Cioè, una cosa improponibile, una particolarità italiana, senz'altro una particolarità non positiva, ma insomma, quindi questo accadrà. Per tutti quei cittadini, ecco, quindi qui c'è un elemento di distinzione forte che va fatto anche, perché ci sono un certo numero di categorie di cittadini così definiti vulnerabili che non subiranno, comunque non dovranno sottostare a questa novità dal primo luglio. Ecco, quindi per tutti i cittadini che oggi hanno un contratto di mercato tutelato e sono vulnerabili, chi sono i vulnerabili? Ecco, bene richiamare anche questo principio. Sostanzialmente sono gli ultra 75enni, chi ha problemi chi riceve in bolletta un bonus, vuol dire che ha un disagio economico, e chi ha un riconoscimento di invalidità secondo la legge 104 del 92. Ecco, quindi queste sono sostanzialmente le 3 categorie più importanti. Poi ci sono anche altri, tipo chi fa un contratto di emergenza. Ad andare a leggere, no? Nel dettaglio. Ma assolutamente, purtroppo ecco, bisogna fare. Chi non è in grado comunque si avvalga degli aiuti che possono dare le associazioni dei consumatori, non solo la nostra, insomma ce ne sono tante anche che possono dare informazioni a riguardo. Ecco, quindi per queste categorie di persone sostanzialmente non cambierà niente e in automatico comunque continueranno comunque ad avere una fornitura sempre dallo stesso fornitore. Questo è quanto che in termini di quadro generale. Chiarissimo. Allora abbiamo una telefonata, poi ci sono anche già le prime mail che arrivano con richieste specifiche. Immaginava, no? Allora è qui per questo. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Maria. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io da anni, da quando ancora ereditato da mio padre, mi fornisco con l'ERA, sia per la luce che per il gas. E l'ho fatto ancora nel 2019, permetto che ho 85 anni, ecco questo, quindi rientro nei fragili. Permetto che ancora nel 2019, pre-Covid, ho fatto sono passato al libero mercato con l'ERA e per mesi è andato avanti a bene, fino a pochi mesi fa ho trovato sulla bolletta la dicitura mercato libero, dopo improvvisamente quella è scomparsa. Se automaticamente sono passato come diciamo fragile, fragile. Ecco, questo non è uno che mi ha lasciato un po' sulla sua bolletta non c'è più scritto mercato libero. Sì, esatto. Ho capito. Allora,
Cerchiamo di capirne di più. Allora, è possibile questa cosa? Allora, chi è nel mercato libero non ha avuto un cambio d'autorità di contratto, perché vale questo principio: chi aveva e ha un contratto di mercato libero resta in quel tipo di contratto, tranne se esprime una volontà di voler rientrare, perché ha i requisiti della vulnerabilità, di voler rientrare in quel mercato tutelato. Ecco, il Signore dice che è scomparsa quella dicitura. Provi a guardare un po' meglio, perché probabilmente, almeno questo per il gas, non tanto per l'energia elettrica, perché i tempi erano, come dicevo prima, diversi, è probabile che ci sia servizio tutela della vulnerabilità. Se c'è questo, per il gas va bene, perché a 85 anni naturalmente è riconosciuto quel tipo di trattamento e, come dicevo anche prima, quel tipo di trattamento economico è più favorevole rispetto alle offerte di mercato di oggi. Ecco, quindi se c'è questo va bene. Se non ci sono diciture particolari, bene, io adesso la invito a rivolgersi da noi, ecco, verificare con le bollette che cosa è successo e quindi eventualmente fare richiesta alla società fornitrice, in questo caso Est Energy o Energia Base per l'energia elettrica, perché Est Energy è la società del gruppo ERA che rifornisce di gas e di energia, comunque gas principalmente. Energia Base è l'unica società sul nostro territorio, sempre del gruppo ERA, che ci dà il servizio di maggior tutela. Ecco, quindi questo è qua. Verificato questo, se non trova con chiarezza questi elementi, ecco, la prego, telefoni o a noi o a un'altra associazione, si faccia dare le giuste indicazioni per fare richiesta di rientro, se c'è stato qualche errore, qualche atto unilaterale, perché comunque dai nostri sportelli assistiamo di tutto e di più, c'è di tutto, non solo a truffe, ma insomma anche è qualcosa unilaterali che magari non ho parole per dire che cosa, quanto vengono disagio comunicate, certo. Però magari uno non ci fa caso e si ritrova con un società che si spacciano per l'attuale fornitore, certo. Società che conoscono i dati sensibili, conoscono l'IBAN di quelle persone che hanno la domiciliazione bancaria. Come questo accade? Non c'è, comunque è chiaro che ci sono delle indagini in corso, noi facciamo sempre le nostre segnalazioni, l'antitrust agisce, l'antitrust commina sanzioni milionarie a tante di queste società che si comportano male, però il fenomeno è sempre presente. È sempre ancora presente. Allora, ci scrive Emma, un benvenuto all'ospite che ascolto sempre volentieri, sicuramente non ci ho pensato molto per scegliere quali fornitori, non lasciare mai la strada vecchia per la nuova, sicuramente inevitabili i costi a causa delle guerre, allora ho adottato il sistema del massimo risparmio nel consumo di acqua, luce e gas, non fa bene solamente al portafoglio ma anche al rispetto della natura. Insomma, è un comportamento, è una buona raccomandazione da dare a tutti, no? Però non deve tutti essere magari educativa possono per tutti, farlo. questo è fuori discussione. Ecco, comunque da oggi in poi dico alla signora che è necessario comunque purtroppo dobbiamo impegnarci e studiarci un pochettino meglio su questa cosa, se vogliamo al meglio tutelare i nostri interessi. Ecco, I nostri interessi, assolutamente. Allora, questo è un buon consiglio. Dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia del presidente di Federconsumatori, Angelo D'Adamo, qui con noi stiamo parlando della fine del mercato tutelato, della modalità insomma del mercato tutelato dell'energia che avverrà domani, quindi da lunedì 1° luglio cambia tutto e stiamo spiegando che cosa cambia. Ci sono anche delle mail, alcune non riguardano questo argomento, le leggo comunque. Il signor Gianni ci scrive: alla signora giornalista, arrivi assieme all'ospite e alla città il mio sincero buongiorno, mi sono già espresso del perché sia sbagliato privatizzare l'asilo di Roiano, la questione, come ho scritto giorni addietro, è storica nonché culturale e di tradizione, cambiate opinione perché tutti sbagliano, fare un passo indietro non è segno di debolezza ma di intelligenza, come diceva Oscar Wilde, solo il cavallo non cambia idea. Anche questo è un bel messaggio, anche come questo precedente. È un bel messaggio.
messaggio che immagino condivida, insomma, da parte del signor Gianni, che è sempre molto attento sulle tematiche della città e che salutiamo volentieri. Invece la signora Patrizia ci scrive: da un po' di tempo le buche vengono segnalate così, in realtà la buca è solo l'inizio di un dissesto della via segnalato un sacco di volte, via Panebianco all'angolo con via Vigneti. Buon lavoro da Patrizia, insomma ci manda anche le immagini dei lavori, delle segnalazioni, insomma delle buche, però poi poco si fa, no? Insomma la signora sprona ad agire per quanto riguarda le buche sulle strade. Allora ringraziamo anche Patrizia, ma torniamo appunto alla fine del mercato tutelato, e dal 1° luglio appunto cambia qualcosa, però ricordiamolo soltanto per chi già era, no, nel mercato tutelato, perché chi aveva nel mercato libero rimane nel mercato libero, si trova bene, può fare domanda intanto però, di rientrare. Entro, ecco, questo è anche un altro elemento importante. Diamo un altro elemento importante. Entro la mezzanotte di domani deve segnalare all'azienda di fornitrice, in questo caso parliamo di Trieste, zona di Trieste, Udine sarà un'altra società. Adesso io non ho ben presente quali siano gli ambiti di ascolto anche, no? Sì, sulle nostre questioni, però parliamo di Trieste. Chi ha oggi il mercato libero e ha il requisito della vulnerabilità, quindi con quei 3 criteri di cui parlavamo prima, può fare entro il 30 di giugno, quindi entro domani anche, richiesta comunque a parte che comunque chi è vulnerabile potrà farlo anche dopo, comunque anche fino alle mezzanotte di domani può manifestare questa sua volontà di rientrare nel mercato tutelato. Quindi non tutti. Allora, facciamo questa distinzione. Ecco, distinguiamo. Ecco, chi è riconosciuto già dal sistema, perché c'è un sistema centralizzato, informatizzato anche, dove il dato è conosciuto, per cui c'è il codice fiscale, uno si sa che ha una maggiore età rispetto ai 75 anni indicati, per questi magari continua così come ad essere oggi nel mercato, se nel mercato tutelato va in automatico, se nel mercato libero deve fare manifestazione di rientro, lo può fare in qualunque momento comunque, quindi la scadenza del 30 giugno non è tanto per queste persone indicato. Per tutti gli altri comunque ci deve essere appunto questa manifestazione di volontà di voler rientrare. Bene, chi non è vulnerabile, ecco, questa era la cosa che avevo un po' sovrapposto prima, chi non è vulnerabile e vuole essere poi trattato con le caratteristiche del contratto di Enel, quindi con le tutele graduali, deve fare entro la mezzanotte del 30 giugno domanda a Energia Base per dire: io voglio rientrare nel sistema di tutela. Chiaro. A quel punto, essendo nel sistema di tutela e non essendo vulnerabile il 30 giugno, va automaticamente alle tutele graduali. Chiaro? Chiarissimo. Quindi... E cosa vuol dire con quelle tutele graduali di Enel? Comunque è un prezzo e un costo calmierato. Quindi c'è già un vantaggio, perché chi ha vinto l'asta l'ha vinto con una condizione di proposta, di offerta più vantaggiosa. Ecco, quindi per questo triennio così è più vantaggioso. Avrà condizioni quindi c'è già migliori, oltre 100, cioè tra i 100 e i 130 euro l'anno già comunque di costi fissi risparmiati in bolletta. Ecco, è già una buona cosa. Quindi lo ribadiamo perché ho fatto un po' di confusione qua, perché è facile anche contrapporre. Ecco, quindi chi oggi non è vulnerabile, va bene? Ecco, tipo io per esempio, non sono vulnerabile, non ho nessuna di quelle caratteristiche e sono nel mercato libero, ho la possibilità di rientrare nella tutela entro il 30 giugno, entro la mezzanotte del 30 giugno. Deve fare domanda. A quel punto io vado automaticamente in tutele graduali, con quel tipo di trattamento che c'è. Se non faccio questa operazione, bene, se non faccio questa operazione non potrò mai dopo rientrare magari nelle tutele graduali.
Quindi capito, quindi devo per forza rimanere un mercato libero. Nel mercato libero, e quindi questa è la scadenza, insomma, che riguarda le persone che vogliono tornare. Come si segnala? La segnalazione come deve essere fatta? Perché io mi rendo conto che siamo proprio a ridosso infatti, della domani scadenza. sera. No? Comunque la delibera dice che comunque entro il 30 giugno, quindi vuol dire mezzanotte di quella data, o telefonicamente alla società fornitrice, quindi a Energia Base, con il numero verde che loro hanno, oppure mandando una mail. La mail c'è un indirizzo, comunicazioni, @cegasaPSAMGA-energiabase.it. Quindi bisogna una mail, mandarlo alla vecchia, al vecchio perché è l'unica gestore. società che ci fornisce quel tipo. Anche se, quindi uno essendo oggi nel libero, avrà solamente un giorno di trattamento con Energia Base, perché a quel punto da Energia Base passa automaticamente a Enel. A Enel, infatti, però quindi bisogna fare riferimento comunque ad Energia Base. Se non lo fa entro quella data, uno che oggi è nel mercato libero non potrà mai rientrare le tutele graduali, dovrà continuare comunque con una società di mercato libero. Col mercato libero, chiarissimo, quindi entro domani sera. Telefonicamente sarà un po' difficile forse farlo domani, ma queste probabilmente. Va bene con qualche uno, se fa mail. Una raccomandata, una PEC, lo stesso vanno bene. Comunque. L'importante è comunicare alla società comunque questa volontà. La volontà, entro domani sera. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Salve. Volevo chiedere alla signora D'Adamo, che abito anche vicino alla casa sua, la persona che ha più di 75 anni, quale è il migliore possibilità di vantaggio? Allora, chiede qual è la società, insomma, con la modalità col maggiore vantaggio per chi ha più di 75 quindi, anni. Quello che dicevamo, chi ha più di 75 anni... Più di 75 anni. Sì. Bene. Allora, è identificato come soggetto vulnerabile. Sì. Quindi come soggetto vulnerabile, per questo ci siamo battuti anche per far mantenere per i soggetti fragili, vulnerabili, un trattamento di maggiore attenzione. Quindi, è chiaro, lo dice già il termine stesso, se uno rientra in quella categoria deve avere un trattamento di maggiore protezione e quindi deve avere un contratto di servizio di tutela della vulnerabilità. Questo lo può fare in ogni momento facendo richiesta, se oggi è nel mercato libero per esempio, di chiedere per la zona di Trieste a Energia Base in qualunque momento: io voglio che mi venga riconosciuto questo tipo di trattamento. Che cosa vuol dire comunque questo tipo di trattamento? È che la tariffa, il costo dell'energia elettrica non lo definisce una proposta aziendale, ma viene definito dall'autorità, quindi la tariffa è un ente pubblico, quindi è lo Stato che definisce qual è il costo della tariffa dell'energia per quel tipo di... E a oggi i confronti che abbiamo fatto è che quella è la tariffa più vantaggiosa, quindi che dà maggiore protezione. Ecco, quindi il signore fa bene, se per caso è nel mercato libero, di fare richiesta, di fare domanda a Energia Base di voler rientrare in quel tipo di trattamento. Chiarissimo. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa della mattinata pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo per l'ultima mezz'oretta ancora per parlare di questi temi, ma magari poi affronteremo anche il tema sempre spinoso, ne faceva accenno prima, dei tentativi di truffa, degli imbrogli, perché sono sempre tante le segnalazioni anche su questo tema. A fra pochissimo. Commercio.
in Regione. Bentornati in diretta. Allora sono le 9:35, siamo sempre in compagnia di Angelo D'Adamo, Federconsumatori. Stavamo parlando di varie tematiche relative in particolare all'energia e quindi alla fine del mercato tutelato domani. Dunque ci sono alcune mail, poi parleremo anche di altri temi. Allora il Presidente, andare agli sportelli dei fornitori è come andare dalla parrucchiera. Per favore mi tagli un dito di capelli ed esci con un taglio minimal. Signora Emma, anche spiritosa, però è vero, no? Rende sensazione, rende molto l'idea, sì. Insomma, no alle promozioni o promesse di sconti che sono alquanto incomprensibili per chi è un semplice cliente. Dice, lamenta anche la complicazione estrema tante volte delle offerte, insomma è difficile districarsi, no? Molto difficile, ecco, quindi noi, ripeto, noi dobbiamo assolutamente studiarci, informarci e formarci meglio sulla conoscenza del settore, ecco, quindi intanto noi diamo naturalmente gratuitamente, chiunque ha interesse a voler approfondire alcuni aspetti fissa con noi un appuntamento comunque e ragioniamo sull'argomento e così si apre un po' al meglio la propria capacità critica. È chiaro. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere, io ho da 70 anni già dei miei genitori sempre a Cegas, diciamo, sia luce, acqua e gas. E ho il mercato libero, guardato sull'ultima bolletta che devo andare a pagare. Rimango così senza, perché io ho fatto la fila là, ma erano 50 persone, è impossibile chiedere qualcosa. Rimango così, io faccio adesso 76 anni in agosto, ho qualche diritto di più? Capito, certo. Allora lei è nel mercato libero, da 70 anni, diciamo. Anche più forse. Attenzione, nel mercato libero o nel mercato tutelato? Non ho capito questo. No, mercato libero, sempre stata nel mercato sempre libero. Sempre stata, ok. Posso rimanere così senza avere problemi perché mi hanno telefonato, mi sono venuti a suonare, io non ho voluto mai cambiare. Bravo. Se lei si trova bene può rimanere così, giusto? Allora io mi trovo bene, logicamente il prezzo un po' altini, ma d'altra parte ho visto che anche problemi al telefono tante volte da cambiare, dopo ti imbrogliano, preferisco magari pagare quei 20 euro in più che essere tutelata, ecco, nel senso di avere sempre quella ditta. Ok. Con cui si sta trovando bene. Se il mercato libero può rimanere con me o devo fare qualcosa? Ecco, questa è la domanda, adesso ne parliamo. Grazie signora intanto. Allora, noi diamo sempre questo tipo di consiglio. Chi è già nel mercato libero, ha sperimentato il tipo di trattamento, si trova bene, ha un rapporto di fiducia con quella società, può rimanere tranquilla e rimane tranquilla, non deve fare niente. Assolutamente, quindi non è obbligata a fare niente perché le cose procedono regolarmente secondo quel contratto che ha firmato, che ha sottoscritto in tempi passati. Poi la persona mi pare che dica anche che è identificata come vulnerabile, mi sembra che abbia detto che fa 76 anni, quindi ha più di 75 anni. Avendo più di 75 anni, può rientrare nel mercato di tutela della vulnerabilità. Chi fornisce questo servizio? Sempre le società che ha citato lei prima, che quindi saranno, la signora sarà di Trieste, quindi parlerà di questo ambito, quindi sempre del gruppo ERA, e soltanto che se vuole rientrare in quella caratteristica, la tariffa non la fa più la proposta commerciale che le faranno, ma verrà fatta dallo Stato, ecco, mettiamola così, da ARERA. Ecco, quindi questa è l'unica cosa che vuol fare. Il raffronto, paga di più, paga di meno, ma la signora è stata già abbastanza chiara, non mi interessa neanche pagare quei 20, 30, non so quanti euro in più, perché mi trovo bene e quindi sto bene così, per cui è il caso che non faccia assolutamente niente. Ecco, però tenga presente che comunque può rientrare nel mercato tutelato perché ha i requisiti. Raccomandazione,
che l'abbiamo fatto in tutti gli incontri che noi abbiamo fatto con le trasmissioni precedenti. Attenzione comunque alle proposte, alle telefonate. La signora mi sembra già abbastanza attenta, ecco, perché infatti già se cita che ha pressioni e non cede alle pressioni, ecco, però tante volte le pressioni arrivano anche in maniera molto subdola. Tante volte arrivano, siamo della società che attualmente telefoni, quindi siamo di IERA in questo caso, e invece non lo sono. E le propongono magari una modalità che è un contratto che le farebbe risparmiare X euro all'anno. Quindi attenzione a questi cedimenti, comunque, perché potrebbero nascondersi delle proposte commerciali non veritiere. E purtroppo noi stiamo assistendo che, è come se vivessimo in una sorta di giungla, questi fenomeni stanno aumentando e non termineranno il 30 di giugno. Certo. Ecco, per cui se continueranno ad esistere 700 società di vendita, beh, immaginiamo comunque che si attaccheranno comunque in una maniera esagerata e presseranno sulle persone. Ecco, quindi attenzione, facciamo scelte, ma scelte che vogliamo noi, non scelte che ci vengono proposte. Quando noi sentiamo di non sentirci adeguatamente protetti o da non condividere adeguatamente un contratto, dobbiamo essere noi a muoverci per dire voglio cambiare, allora lì cominciare a costruire. Quindi attenzione alle proposte commerciali che possono nascondere appunto tanti rischi. Qualche insidia. Sì. Infatti ci scrive Dario, il suo ospite ha detto tante associazioni per i consumatori, ahimè ciò vuol dire che le situazioni ingannevoli fioriscono. Enel ha parecchie denunce a suo carico, dice chi è il principale azionista di Enel? Lo Stato. Poveri noi. Comunque una domanda, avendo la domiciliazione delle bollette sul conto corrente, adesso che da ERA si passa a Enel, rimane valida oppure si deve andare in banca per aggiornare? È una domanda pratica proprio, no? Vedremo, perché la nuova società che subentra si presenterà e quindi ci dovrà dire qualcosa e quindi ci darà anche delle indicazioni a riguardo. Richiederà. Perché questo è un dato sensibile, quello della domiciliazione bancaria, vado comunque a intuito, quindi ritengo che probabilmente occorrerà una nuova dimostrazione di volontà di voler aderire a quella modalità di pagamento. Chiarissimo, quindi probabilmente ci sarà, però ancora non si è palesato insomma questa eventualità. No. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Massimo Fabretti da Nimis, Friulano. Massimo, buongiorno. Buongiorno, senta, una cosa che non c'entra con l'argomento importantissimo che state trattando. Dica pure. Vuole sentire? Sì. Va bene, allora senta, ho sentito dire che i triestini non si lamentano del G7 e delle conseguenze del blocco di un pezzo di città, della blindatura e quant'altro, ma è possibile che tollerino tutte queste cose qua? Allora sono diventate di moda le passerelle, allora quando abbiamo la Meloni vediamo tappeti rossi, tutto. Adesso ci hanno preso gusto anche quelli dell'istruzione e vengono a bloccarvi la città. Si fanno filmare, fotografare in mezzo a Piazza Unità. Se io invece voglio venire a Trieste a trovare mio figlio che abita lì, ho sempre qualche impedimento. Intanto abito lontano, le volte che decido di fare qualcosa, o c'è una manifestazione o c'è il blocco della città, io dove devo andare a bere un caffè con mio figlio? Ecco. Ad Aula. E sente particolarmente il disagio, insomma, di queste... Sì, ma poi un altro aspetto, poi vi lascio lavorare con l'argomento importante che state trattando. Ma secondo lei una regione a nord-est, una città a nord-est, devono venire a parlare dei temi dei ragazzi di quinta elementare o sarebbe opportuno parlare di Putin che sta per combinarci qualche grosso guaio? Io non so se vedo solo io questi rischi o se qualcuno li ignora volutamente. Capito. Allora, questo era un appuntamento tematico, quindi su questo insomma, ha avuto dei riflessi anche, si è parlato anche della guerra in Ucraina che distrugge anche le scuole banalmente, quindi c'è stato anche questo risvolto naturalmente nel G7 in corso. Grazie comunque Massimo che ci chiama da Nimis, che è il figlio che vive qui a Trieste, che sentiva particolarmente insomma, questo disagio e poi diceva
non sarebbe il caso di parlare insomma degli scenari internazionali che ci riguardano più da vicino, no? Però la scuola riguarda anche tutti noi. Lo so, io comprendo il sentire che, così come espresso dal Signore. È chiaro che ci sono dei disagi, qui noi possiamo solamente mettere a confronto delle opinioni, no? Su chi è più disposto a sopportare il disagio perché vede una finalità magari più alta del proprio disagio e quindi deve sottostare, chi naturalmente insomma parte da un altro punto di vista. Comunque è chiaro che queste manifestazioni dovranno sempre più essere cioè almeno tendere a limitare il meno possibile la libertà degli altri, ecco, perché è chiaro che blindare una città, una zona è sempre una limitazione di libertà per altri e questo non è mai positivo. Io questo l'ho messo solamente per inciso, io ho studiato anni della mia vita a Roma e a Roma c'era ogni giorno una manifestazione per una qualunque ragione, tutte ragioni nobili, no? C'erano sempre manifestazioni, una volta di una categoria, dell'altro ancora, e questo procurava un disagio enorme, però rientra nelle libertà di quelle manifestazioni. Chiaro, sono due diritti che vengono messi a confronto. Se si riesce a contemperare quindi l'espressione dei due diritti è senz'altro auspicabile. Ecco, per cui io condivido, do solidarietà, ecco, per questa difficoltà anche che questa situazione genera. Ecco. Ci scrive Giulio: sono l'85enne che ha telefonato prima, vorrei sapere l'indirizzo dello sportello tutela consumatori del vostro ospite per un appuntamento, per chiedere di parlare del problema. Allora, noi siamo a Trieste, via Matteotti 3, angolo via Manzoni, il numero di telefono è 040 77 3190, ecco, fissa un appuntamento e poi benissimo, siete in via Matteotti quindi. Sì. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Deborah. Deborah, buongiorno. Buongiorno, guardi, io chiamo come invalida ipovedente. So che anche noi siamo fragili e possiamo rientrare come i ultra 75enni. Sì. Ecco, la mia domanda specifica è perché ho sentito dire, ma non so se è vero, che poi se io aderisco adesso alla tutela, dicono che controllano anche praticamente, non dico l'IRPEF, ma quello che uno guadagna, ecco, che non bisogna superare un certo limite. Volevo capire questo, se era vero oppure no. Capito. Assolutamente no. Assolutamente no. C'entra il requisito e non il requisito di reddito, non c'entra niente il reddito. Ok. Assolutamente. Ok, perché io adesso le dico, io sono ovviamente sono andata cioè già da 3 anni sono col mercato libero, ma visto che ho sentito dire che è vero che si risparmia, mi conviene tornare con la tutela allora a questo punto, essendo invalida. Io direi di sì. Lei mi dice di sì. Bene, è stato chiarissimo, la ringrazio e allora farò domanda. Grazie signora Deborah. Buona giornata. Grazie, un abbraccio, buona giornata, grazie. Allora, quindi insomma tante sono le domande e i dubbi. Volevo ancora parlare di 2 progetti che state portando avanti come Federconsumatori che riguardano uno il digitale, no? Digital Mentis si chiama, e l'altro invece è una ricerca nell'ambito del commercio? Sì. Del commercio. Allora, ecco, noi recentemente abbiamo messo in piedi 2 eventi, abbiamo partecipato a 2 eventi, uno organizzato completamente da noi, l'altro dalla Regione. Il giorno 28 ci siamo incontrati, allora intanto stiamo portando avanti un progetto che si chiama Digital Mentis, lo dice già un pochettino il termine, è un progetto di intervento, di aiuto anche in questo caso a soggetti fragili che hanno oggi naturalmente difficoltà ad adeguarsi alle richieste che ci vengono fatte di utilizzare strumenti informatici. Ecco, quindi questo è il dato. È un progetto sperimentale portato avanti da 9 regioni, noi siamo una di queste 9 regioni partecipanti, capofila della regione Toscana, naturalmente un progetto finanziato dal Ministero, dal Mimit. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi è appunto questo di una sorta di
di aiuto, sostegno e formazione e informazione su quello, sulle questioni digitali. Noi mi pare che avete insomma anche voi mandato in onda comunque anche le informazioni pubblicitarie su questo tipo di progetto. Noi in Regione abbiamo aperto 21 sportelli dedicati a questo tipo di attività, quindi chi ha questo tipo di bisogno telefona, fissa un appuntamento e c'è una persona formata che gli aiuta a utilizzare lo smartphone, a entrare nella propria cartella sanitaria, Sesamo, a fare tutto quello di cui le persone necessitano. Quindi abbiamo fatto insieme, abbiamo fatto questo appuntamento, si è verificato in Regione, quindi organizzato dalla Regione, dall'assessorato al commercio a cui noi facciamo riferimento. Ci siamo incontrati con queste altre 8 regioni per fare il punto sull'andamento di questo progetto. È un progetto che termina in settembre, a fine settembre, dove da tutte le regioni è venuto, quindi a parte insomma, le valutazioni sull'attuazione, sui livelli di attuazione del progetto in queste 9 regioni, è venuta fuori, era presente anche in collegamento comunque il Ministero per ascoltare qui i nostri interventi e gli interventi anche delle altre regioni, veniva forte una richiesta, cioè, questa è un'attività di aiuto alle persone che non può esaurirsi in una stagione, in un anno, in un progetto, ma la richiesta è quello di rendere strutturale percorsi formativi e situazioni di aiuto per le persone che hanno questo tipo di problemi. Ecco, per cui un progetto che dovrà essere reiterato nel tempo e quindi ecco questo è l'aspetto positivo, diciamo l'essenza che è venuto fuori maggiormente da questo confronto. Ecco, estremamente importante, per cui ci sentiremo in seguito su questo argomento. L'altro invece, questo prettamente di iniziativa nostra dell'Associazione dei Consumatori, quindi Federconsumatori e Adiconsum, che sono le 2 associazioni riconosciute nella consulta regionale, perché abbiamo i requisiti di presenza sul territorio regionale, insomma rispondiamo a dei requisiti di legge. Noi abbiamo fatto una ricerca, o meglio, un passetto indietro. Già nel 2010 avevamo fatto un libro bianco per vedere come era organizzato il settore del commercio nella nostra regione, i negozi, la grande distribuzione, com'era, e quali erano le valutazioni, le percezioni che i cittadini avevano su questo tipo di servizio e quali erano le abitudini dei cittadini anche rispetto al rapporto con i centri di approvvigionamento delle merci per i propri bisogni e degli acquisti così in generale. E anche in questo caso anche la percezione dell'Associazione dei Consumatori, perché è chiaro che interessava anche noi vedere come eravamo e come siamo riconosciuti in questo ambito. Quindi prima ricerca, libro bianco nel 2010. Nel 2020 abbiamo fatto, dopo un decennio, per vedere che cosa era cambiato. Naturalmente anche questo fatto con un finanziamento, con un contributo della Regione, anche se di interesse nostro. Nel 2020 e nel 2021 l'abbiamo pubblicato e questo decennio abbiamo già verificato quali erano un po' le tendenze di cambiamento nelle nostre abitudini, quindi ricorso ai grandi centri commerciali, la scomparsa, o meglio la diminuzione dei negozi di vicinato, quindi con una serie sia su territori di densità urbana molto alta, quindi nella città, sia anche nei paesini della nostra regione, di montagna, dove ci sono difficoltà di altra natura. E quindi abbiamo osservato una serie di tendenze e di modifica. Venivamo dopo il Covid comunque, e che tipo di sviluppo ha avuto anche un altro settore, che è quello degli acquisti online. Questo è un fenomeno che modifica e interferisce molto anche sulle organizzazioni delle strutture commerciali. Ecco, quindi tenere sotto osservazione questo progetto. La ricerca che abbiamo fatto, naturalmente, ci siamo avvalsi di una primaria società capace di intervento in questi sondaggi, che è l'SVG. Quindi l'SVG ha fatto la ricerca e ci siamo avvalsi anche di professori universitari di Udine e Trieste per formulare un po' il piano di lavoro. In quella circostanza, quindi nel 2020, dopo questa pubblicazione del secondo libro bianco, abbiamo anche deciso, in accordo con la Regione, di monitorare anno per anno alcuni aspetti per verificare quali sono le tendenze, le abitudini, sostanzialmente quali sono le richieste anche dei cittadini, il senso di soddisfazione o insoddisfazione. Certo. Vengono fuori dati molto importanti, come vengono modificati anche le proprie abitudini di consumo.
la riduzione della capacità di spesa rispetto alle tematiche sanitarie, comunque ai bisogni sanitari. Questa è verificata. È verificato comunque che Chiaro. 1/3 di tutto il campione utilizzato quindi nella ricerca ci dà un segno, ci dà i segni di sofferenza, di cambi di abitudine dettati da che cosa? Dalle necessità economiche. Quindi sono tutti aspetti di grande interesse per noi, di rilevanza, che non è che ci interessa solamente fare i libricini anno per anno, ma sono di suggerimenti comunque agli enti che sono preposti alla regolazione, agli interventi anche della pianificazione di questi settori, di fare gli interventi necessari per andare sempre più incontro ai bisogni dei consumatori, alle associazioni commerciali, in modo che loro avranno già anche i loro punti di rilievo, insomma, su tutto ciò che fanno. Ma è un contributo importante. Anche qui, ecco, per noi interesse, dove la percezione anche del senso dell'aiuto che noi diamo anche, ecco, è molto alto, e dobbiamo sempre tenerlo molto alto e costante, perché se sei riconosciuto comunque anche come soggetto, io lo chiamo come un salvagente tante volte, questo gratifica anche perché molte delle nostre attività sono fatte comunque in termini di volontariato, nessuno di noi ha uno stipendio né occulto né in chiarezza, ecco, quindi questo è un altro grande aspetto. Quindi questo l'abbiamo fatto il giorno 21, la cosa è molto, la riteniamo molto importante. Naturalmente diffonderemo anche questi dati, lo invieremo alle categorie, perché noi abbiamo presentato solo in una conferenza stampa nella sede della Regione a Udine, in quell'occasione. Ecco, però invieremo copia di questi risultati agli assessori competenti al commercio, insomma tutti gli enti che sono interessati e coinvolti in questi processi. Allora, c'è un'ultima telefonata che riusciamo forse a sentire. Volevo anche leggere la vignetta di Marco Englaro sulla fine, domani finisse il mercato tutelato, da adesso in poi il fornitore tutelerà solo i loro interessi. È carina, insomma, sempre molto attento all'attualità Marco Englaro. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarelli, buongiorno anche al suo ospite, sono Luigi. Buongiorno Luigi. Due domande da fare. Una è che mio figlio è un anno e mezzo che è rientrato a Trieste, lavora a Trieste e non gli hanno ancora dato la residenza. Il proprietario non gli vuole dare la residenza. Lui vive nella casa di mia moglie. Noi viviamo all'estero, io sono iscritto all'AIRE come suo padre. Però gli abbiamo lasciato l'appartamento a lui, no? In modo che possa vivere e lavorare qua a Trieste. Lui è un anno che lavora a Trieste, il proprietario non gli dà il permesso di fare la residenza. La seconda domanda che volevo farvi è: io ho un quarto di appartamento, questo probabilmente mi può rispondere il suo ospite. Se io faccio la vendita o una donazione della mia quota di appartamento all'estero dove vivo da un notaio, è possibile farlo o devo farlo per forza in Italia, che in Italia mi chiedono quasi 3.000 euro, all'estero mi chiedono 50 euro? Capito Luigi, purtroppo abbiamo davvero una manciata di secondi per tentare di risponderle. Allora, per la questione del notaio, io ritengo che la competenza sia del notaio in Italia. In Italia. Bene, quindi così detto, dopo che in maniera molto sintetica la risposta. Per l'altra questione, dove lui parla di residenza, ma la residenza la dà non il proprietario, ma la residenza la dà l'amministrazione comunale. Quindi il proprietario non deve dire, io chiedo all'amministrazione comunale, appunto, sono residente qui. Al comune, no? È il comune che deve dare risposta a tal proposito. Poi c'è un fatto soltanto di applicazione di una condizione di questo cittadino che l'amministrazione pubblica lo definisce tale. Quindi è residente a Trieste, paga le tasse a Trieste e la residenza fisica è in un'abitazione X, quindi non capisco che cosa c'entri il proprietario in questa... di casa, non è lui che deve dichiarare nulla, è lo status di suo figlio che è.
Allora, concludiamo con una nota positiva. Ci scrive la signora Patrizia, dice: mi sono rivolta a questo servizio di Federconsumatori per un problema con la variazione dello SPID, devo dire che ho trovato competenza e gentilezza, cosa insolita di questi tempi, dice la signora Patrizia. Vabbè, insomma, fa piacere. Allora, grazie Angelo D'Adamo per essere stato con noi, torni presto a trovarci, vedremo magari nelle prossime settimane come evolve la situazione con l'ingresso nel mercato libero anche per quanto riguarda l'energia elettrica. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.